all'interno del convento di Santa Maria delle Grazie, vedo molti volti non di sanguinetto, e così vi dico che siete in una struttura che è nata nel 1600, è stata da poco restaurata, a sede di alcune associazioni nel piano terra, mentre il primo piano stiamo ancora pensando a cosa fare in questi bellissimi locali. Abbiamo la sala civica, spesso viene utilizzata come questa sera per degli incontri, riunioni, è sede dell'Università del Tempo Libero, e quindi cerchiamo un attimo di utilizzare questi spazi. Questa serata è una serata che segue un incontro che è stato fatto ancora lo scorso anno dall'avvocato Morosin, che era venuto ad illustrare il percorso per l'indipendenza del Veneto, e dal pubblico il consigliere architetto Mattioli aveva così suggerito e sollecitato un incontro confronto, un contraddittorio vero e proprio, con un relatore che portasse le logiche del no. E così a distanza di qualche mese Massimiliano Vecchioni, che è il coordinatore dell'area della zona qui per l'indipendenza veneta, e l'architetto Mattioli si sono poi messi d'accordo e è stato invitato il dottor Bonfante, che è consigliere regionale e anche vicepresidente del Consiglio regionale, per questa serata confronto. Quindi io volevo ringraziare fin da subito sia l'avvocato Morosin che il dottor Bonfante, perché questa sera ci daranno l'opportunità di ascoltare le ragioni del sì e poi le logiche del no. Ringrazio anche l'architetto Mattioli, che è qui in sala, per questo suggerimento, questo sollecito. Sicuramente sarà un momento di confronto, e chi ci illuminerà ancora di più su questa tematica, che è sicuramente sempre più attuale. Passo la parola al Vecchioni Massimiliano, che è il coordinatore, questa sera farà la moderatore della serata. Intanto grazie per essere intervenuti. Buonasera. Io volevo spiegarvi un attimino il movimento Indipendenza Veneta. Nasce nel maggio del 2012, nessuno di noi fa politica di professione, è un gruppo di persone che si è messo assieme vedendo le difficoltà quotidiane, vedendo che non si riesce ad arrivare a un'autonomia. Vi ho dato che Nobile è stato l'intento della Lega per tanti anni di dire portiamo l'autonomia, ma non ci siamo riusciti. L'Italia non ci è riuscita. Allora un gruppo di persone ha detto: se non facciamo l'autonomia, vediamo un attimino se facciamo l'indipendenza. L'indipendenza intanto non passa da Roma, perché la prima cosa che ci dicono quando noi incontriamo le persone è: non te le lascia mica fare. E perché Roma non te le lascia fare? Allora noi diciamo e ripetiamo: l'indipendenza non passa da Roma. Il nostro percorso è iniziato nel maggio del 2012, abbiamo iniziato consegnando circa 20.000 firme a giugno a Zaia per richiedere il percorso, per far vedere che i veneti vogliono l'indipendenza, vogliono iniziare un percorso per arrivare all'indipendenza. In agosto, io cerco di abbreviare naturalmente, in agosto il commissario dell'Unione Europea ci risponde nulla osta perché anche il Veneto abbia il proprio referendum. In novembre iniziamo una raccolta firme che finirà nel dicembre del 2012 per portarle in Europa, perché l'Europa sia una specie di garante. I primi di gennaio del 2013 portiamo circa 50.000 firme a Bruxelles. Nel ottobre del 2012 facciamo una manifestazione a Venezia dove portiamo il testo che poi sarà la risoluzione 44, sarà votata nel novembre del 2012, dove il Consiglio regionale Veneto si impegna con qualsiasi mezzo
per studiare il percorso per l'indipendenza. In febbraio del 2013 portiamo il testo della legge che poi diventerà il progetto di legge 342, visto che da novembre a gennaio, a febbraio il Consiglio regionale non aveva ancora formulato la legge, e da lì in poi naturalmente fra consigli regionali straordinari, consigli regionali che slittano e tutto il resto siamo arrivati al 12 giugno dell'anno scorso, del 2014, dove è stata votata la legge referendaria, la legge 16, dove dà la possibilità ai veneti di votare sull'indipendenza del Veneto. Naturalmente votare, chi vuole l'indipendenza voterà sì, chi non vuole voterà no. Per votare sì o no però bisogna essere sempre informati. Dal giugno dell'anno scorso ad ora purtroppo la legge 16 manca ancora di norme attuative. Noi abbiamo fatto gazebo, andiamo avanti con la raccolta firme per fare le norme attuative, ma qualcuno non ci sente, evidentemente c'è qualcosa che non va nei nostri rappresentanti in regione. E oggi siamo qua. Allora, l'incontro di questa sera parlerà di diritto di voto per l'indipendenza. Io ringrazio il dottor Bonfante, che do la parola. Dopo inizia Alessio. Allora, do la parola ad Alessio, l'avvocato Alessio Morosini, che è il leader di Indipendenza Veneta. Noi di Indipendenza Veneta non abbiamo né presidente né segretario, abbiamo dei coordinatori d'area che si riuniscono in una camera dei coordinatori, e abbiamo un direttivo dove ogni 6 mesi le cariche vengono rinnovate e abbiamo solo dei portavoce, in modo che abbiamo visto, eravamo strutturati fino al 2013, gennaio 2013, come un qualsiasi altro movimento italiano con il presidente e il segretario. Ogni 6 mesi o il segretario o il presidente dà dei problemi, togliamo e facciamo la camera dei coordinatori, in modo che ci sono i coordinatori e l'assemblea dei soci di tutta Indipendenza Veneta che decidono il percorso del movimento. Ecco, Alessio è il nostro leader, non ha nessuna carica, non l'ha voluta, e lui ha diritto di parola, però è sempre il nostro leader, è la nostra anima, mi dico sempre. Lascio la parola ad Alessio che spiega le ragioni del voto. Grazie mille. Buonasera a tutti, grazie a voi che siete venuti questa sera, grazie al sindaco che ci ospita e che ha introdotto la serata, grazie anche al garbo e alla cortesia del dottor Bonfante che mi ha ceduto la parola. Io volevo ascoltare lui per primo, ma è un signore, evidentemente stasera il fair play è l'obbligo. E d'altronde la delicatezza e l'importanza dell'argomento credo che sia giusto così anteporre un certo stile anche nell'affrontare un tema così delicato, da due posizioni che sono pacificamente lontane, non dico contrapposte del tutto, ma sicuramente lontane. Ho avuto il piacere di con il dottor Bonfante, non mi ricordo dove era il comune, ma San Martino con Albergo, ed è stata una serata sicuramente ricca di spunti. Noi in questo periodo in particolare stiamo cercando proprio il confronto sul tema del diritto di voto, quindi non sulla questione dell'indipendenza, ma sulla questione del diritto di voto che riguarda il quesito sull'indipendenza. Quindi abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla nostra linea politica per mettere il tema dell'indipendenza prima di tutto
nell'alveo di quella che è la questione che riguarda i diritti civili, i diritti costituzionali, i diritti fondamentali, e tra questi il diritto di voto, che ovviamente rientra tra i diritti che la Costituzione regola, la Costituzione italiana regola, l'articolo 21 sulla libera manifestazione del pensiero. Faccio una premessa personale: io stasera non sarò particolarmente brillante perché stanotte ho dormito 4 ore, stasera mi sono fatto 131 km per arrivare qua e dopo ne ho altri 130. Però il tema dell'indipendenza mi anima particolarmente. Questo è un tema che io coltivo da molto tempo, lo coltivo al di là delle utilità politiche, e la mia storia personale ne è la conferma. È una passione, se volete, che io ho abbinato grazie agli stimoli che ho avuto già frequentando l'Università di Padova con, credo, uno dei più grandi costituzionalisti che l'Italia abbia avuto, forse anche l'Europa, che è il professor Livio Paladin, che probabilmente non sarebbe stato d'accordo con le mie conclusioni, ma questo non mi spaventa, ma mi ha animato su un tema, perché lui lo trattava, come tutti i grandi giuristi sanno fare, con quella semplicità che affascina, con quella visione sempre trasparente, con quella lucidità e capacità di confronto che non ha equivalente. E quindi è un tema che io amo, è un tema che è diventato un tema politico, ma che non nasce così tra i rovi, nasce su un terreno fertile che deve essere un terreno culturalmente adeguato. E quando dico culturalmente adeguato non è per fare un giudizio tranchant su alcuni, ma credo che molti, anche opinionisti, anche pubblicisti, giornalisti, scrittori, giornalisti in genere, perfino giuristi che insegnano all'università, l'abbiano liquidato con una certa frettolosità, a volte anche con un po' di sufficienza. E invece col tempo, allorché siamo riusciti con un impegno straordinario a sdoganare il tema dell'indipendenza, a portarlo sul giusto piano del confronto, è diventato un argomento più insidioso per quelli che lo contrastavano che per quelli che lo coltivavano. E quindi in questo momento mi sento alleggerito delle fatiche che avevo qualche anno fa, molto più alleggerito. Allora, di cosa parliamo? Vi ho detto che non parliamo di indipendenza, perché quello è l'obiettivo. Parliamo del diritto in forza del quale noi riteniamo ci si possa e ci si debba confrontare per consentire ai cittadini, in questo caso ai cittadini del Veneto, quelli che noi chiamiamo comunità del Veneto o popolo veneto, come è storicamente consentito e giustificato dire, di potersi pronunciare sul proprio futuro. Allora, voi vedete già, introducendo queste premesse, abbiamo la necessità di avere la chiarezza sull'uso dei termini. Io dico sempre, per comunicare con gli altri, per non avere la barbarie culturale, dove vediamo l'ISIS per esempio, entriamo brutalmente, arrivano a fare gesti sconsiderati, azioni meno che comprensibili per noi, perché culturalmente non hanno fatto quello sforzo, quella progressione, quella maturazione che noi abbiamo fatto in almeno 5 secoli di storia, perché penso che per uscire dal Medioevo attraverso l'illuminismo e tutta la progressione successiva, anche delle guerre, anche di conflitti, ma certamente soprattutto l'illuminismo, a me piace moltissimo l'epoca illuministica, è quella che ha messo al centro l'uomo e la ragione prima ancora che le paure e le difficoltà degli uomini. Siamo riusciti ad avere un grado di civiltà che oggi ci può consentire di vivere bene. Quindi questione dei diritti, questione fondamentale. Il tema dell'autodeterminazione è un tema pressoché sconosciuto fino a poco tempo fa, ancora oggi poco conosciuto, e qualcuno, ripeto, è tentato, è orientato a liquidarlo dicendo che non è costituzionalmente possibile. Questa era la frase liquidatoria, proprio quasi, non dico spregevole, ma certamente liquidatoria, che molti hanno usato fin dall'inizio. No, voi non sapete
quante io ne ho subite irrisioni, derisioni, lazzi e quant'altro, anche televisivamente in diretta. Un giornalista una volta mi ha detto: ah, senti Alice nel Paese delle Meraviglie, e cose di questo tipo. No, voi capite che non è piacevole sentirsi dire in diretta televisiva: senti Alice nel Paese delle Meraviglie, e il mattino dopo andare in tribunale, il cliente ti fa: ma avvocato, sei proprio sicuro che andiamo davanti al giudice? Ieri sera ho sentito in televisione che ha detto che sei Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè, sono accadute anche queste cose qua. Allora, se c'è la forza del pensiero, l'umiltà anche e la consapevolezza che si sta toccando un argomento importante, serio e delicato, si va avanti lo stesso. Quindi l'autodeterminazione. Che cos'è sto autodeterminazione? Innanzitutto l'autodeterminazione era, proprio nell'epoca illuministica in particolare, con Hobbes, Locke, i grandi filosofi, era un pensiero, era un'idea, era l'uomo al centro, l'uomo che viene prima della norma, la norma di diritto positivo, la norma codificata, il cittadino, l'individuo, la persona che è protagonista della sua sorte, che decide attraverso una partecipazione evidentemente variamente organizzata del proprio futuro, quella che noi chiamiamo oggi democrazia, ma che già nell'esperienza greca sappiamo ha avuto un suo collaudo, una sua esperienza. Da pensiero filosofico l'autodeterminazione poi è diventato un principio di natura politica, e vi sono costituzioni liberali dell'Ottocento che cominciano ad ispirarsi a questo principio, ma rimane sul piano politico. Dal piano filosofico passa al piano politico, diventa norma di diritto soltanto dopo il secondo conflitto mondiale, allorché nella Carta delle Nazioni Unite, che l'Italia tra l'altro ha recepito solo nel 1958, quindi noi apparteniamo all'ONU non dall'inizio, nel 1958, quando è stato ratificato il trattato di adesione, diventa norma di diritto positivo di livello evidentemente internazionale, ma al tempo stesso viene anche rispettata e consacrata come norma di diritto consuetudinario, il che è anche più importante, ma non voglio tediarvi stasera con disquisizioni di natura giuridica. Diciamo che fa bene avere qualche passaggio. Io su questo argomento ho scritto un saggio che non pensavo neanche avesse successo, ma siamo alla terza edizione, ha già venduto 3.000 copie e le prossime sono altre 1.000, quindi faremo 4.000 copie, che ha avuto una certa accoglienza tra gli studiosi e gli esperti, tant'è vero che i commentatori del mio libro sono un presidente, adesso onorario, che è andato in pensione dalla Corte di Cassazione, l'ex presidente del Tribunale di Treviso Giovanni Schiavon, e uno storico e un giornalista di sinistra, tra l'altro, che però io stimo perché è anche un grande amico, che è Chico Iori, Francesco Iori, che scrive gli editoriali per i quotidiani del gruppo Finegi, il Mattino, la Tribuna, la Nuova. E quindi un tema che diciamo ha cominciato ad essere studiato. Quando dicevano all'inizio che l'esercizio di questo diritto, del diritto di autodeterminazione, non può essere sostenuto, non può essere valorizzato in Italia, perché vi sarebbe la preclusione dell'articolo 5 della Costituzione che dice che l'Italia è una indivisibile, hanno cominciato a dire una cosa non vera, una cosa sulla quale si può opinare, nel senso che c'è chi sostiene che quella sia una norma insuperabile, ma c'è anche chi sostiene esattamente il contrario. Io a volte banalizzo dicendo, non ho banalizzato forse nel modo più simpatico, in occasione di un nostro evento l'anno scorso a Padova. Avevamo fatto un bel evento in fiera con oltre 5.000 persone, una giornata straordinaria, il 16 di marzo era, se non sbaglio, ed è venuto Lozzi, come si chiama? Luzzi, quel giornalista delle Iene, non so se seguito ogni tanto le Iene, sono simpaticissimi, e viene Lucci si chiama, Lucci, e viene Lucci a cercare, sapete, si chiamano Iene,
cercano i cadaveri, quindi cercano le cose che puzzano, le cose sporche, le cose sulle quali fare satira, e hanno ragione. Il giornalismo d'attacco, il giornalismo moderno fa anche questo. Loro poi sono molto agguerriti, no? Non hanno pudore o timore riverenziale, vanno brutalmente sul tema. Se in una sala come questa trovano una signora più carina o un signore più stravagante, non se li perdono, vanno a intervistarli, vanno a cercare la battuta, e sono venuti là. Figuratevi su una sala, una fiera con 5.000 persone, se non trovano come hanno trovato il baffone, no? Che poi non era neanche un nostro tesserato, ma era un cantante di un gruppo veneziano da inquadrare, no? Tipo, sembrava, magari col bicchiere in mano, è fatta, ecco l'indipendenza, è quella roba là. E poi cercava, no? Amabilmente tra i presenti di strappare qualche battuta sciocca, qualcosa, per poi fare il servizio e infiorettarti, come si dice, no? Mandando i... Bene, allora viene là, i ragazzi dicono: guarda, c'è Morosin qua, se vuoi chiedere a lui. Allora lui viene là, non so chi ha visto il servizio, che l'hanno rimandato 2 volte, poi a settembre anche un'altra volta, credo che abbia fatto 200.000 visualizzazioni, cose mostruose, solo sul web. Allora diciamo: Morosin, tu non ne vuoi far magnà, tu vuoi dividere l'Italia, no, tutte queste robe qua, simpaticone. E io disse: ma l'articolo 5 della Costituzione non consente, dice, che voi possiate ambire a diventare indipendenti. Allora gli spiego, dico: Luci, stai attento, facciamo una domanda a testa, così magari ci capiamo meglio, no? Io faccio una domanda a te per capire cosa hai bisogno di sapere, tu fai una domanda a me che io mi pongo sullo stesso piano. Allora dico, sull'articolo 5, sulla unità e indivisibilità della Repubblica, che tu soffri, che tu senti contaminata e in pericolo. E dico: Luci, secondo te, prova a pensarci un attimo, fra 3.000 anni c'è ancora l'Italia come ce l'abbiamo oggi, una indivisibile? E spontaneamente, siccome è un ragazzo intelligente, gli veniva da dire di no, perché non è uno stupido, no? La domanda era volutamente esagerata. Allora sta un po' in silenzio, io ho avuto l'intuizione immediata di fare come fanno loro, e faccio 1, 2, 3. Dopo il 3, siccome non è sciocco, prima di arrivare al 4, sto arrivando al 4, dice sì. E dico: Luci, si vede che hai detto una bugia. Hai detto una bugia, no? Perché non ci credi, ci hai messo 4 secondi. Hai detto sì perché pensavi un tranello. Dico: ma io ti rovescio la domanda per aiutarti. Luci, fra 3.000 anni tu hai detto che ci sarà. Io penso di no, perché è la storia che ti smentisce. Ma in ogni caso, dico Luci, per aiutarti, ti chiedo: 2.000 anni fa o anche 1.000 anni fa c'era l'Italia una indivisibile? Adesso è solo una risposta, no? Allora vedi, dico Luci, e qua non c'è più da cediare scherzando, ma c'è da ragionare seriamente. Vedi Luci, la distanza di pensiero tra la mia posizione e la tua non sta sul contenuto, sta sul tempo. E che il tempo sia una settimana, un millennio o 2, non cambia nulla. È un fatto temporale, non è un fatto di contenuto. Culturalmente io e te pensiamo la stessa cosa. Guardate che è tremenda questa conclusione. Devo dirvi che abbiamo fatto poi altre battute. 10 minuti di quella intervista ovviamente non ha mandato neanche 10 secondi, neanche un frame. Ha mandato quello dopo, quando sali sul palco e cerca di fare un po' di festa. Comunque complessivamente, tanto per chiudere su questa esperienza, e qui ho 2 o 3 amici che erano presenti quel giorno, quando è uscito è venuto a farci complimenti. Allora, gli organizzatori hanno detto: ragazzi, io sono venuto qui per cercare di fare il mio servizio, lo faccio lo stesso perché ho trovato materiale, ma devo farvi i complimenti perché ho trovato spessore, ho trovato pensiero, ho trovato serietà, ho trovato credibilità. Dice: io non sono d'accordo ovviamente con la vostra posizione, però dice: ho sentito argomenti. E fa piacere che anche una iena, voglio dire, adesso, mondo dello spettacolo, agguerrito e senza scrupoli, abbia concluso questo. Perché vedete, il pregiudizio, cioè il giudizio che viene prima, è pericolosissimo in un momento in cui abbiamo bisogno insieme, confrontandoci, di guardare avanti. Il pregiudizio, stiamo attenti al pregiudizio. Il pregiudizio è quello che chiude le porte sulle quali invece dovremmo transitare tutti per confrontarci, per studiare. Allora, vedete, non è l'articolo 5 che impedisce questo, perché
potrei citarvi anche questioni, passaggi più interessanti sull'articolo 5. Nel 1998 a Padova, all'Università di Padova, si tenne uno straordinario convegno di costituzionalisti ed era presente il grande professore che ho citato prima, Livio Paladini, ma anche il professor Mazzarolli e tanti altri costituzionalisti di fama e di rango straordinari, quindi una decina di costituzionalisti. E mi ricordo, il tema allora era 1998, si parlava della questione federale, no? Dice, è possibile in Italia addivenire, realizzare uno Stato federale partendo da uno Stato centrale? Allora intanto io vi dico su questo punto, prima di richiamare quello che è avvenuto in quel convegno, che non è mai esistito un caso al mondo in cui uno Stato centrale, per disarticolazione dalla sua struttura centrale, possa diventare federale. Non è mai esistito. È sempre esistito il contrario, che singole realtà, entità statuali indipendenti e sovrane si sono unite, si sono federate. Federalismo è il fedus, è l'accordo, il patto, si sono riunite creando uno Stato più grande di loro, al quale hanno trasferito alcune competenze, di solito sono sulle questioni principali, sulla difesa, l'esercito, sulla moneta, sulla giustizia, e quindi la spada, la moneta e la giustizia sostanzialmente. Quelli che sono gli elementi a sovranità. Non è mai accaduto il contrario. Quindi, attenzione, quello che noi tutti abbiamo sentito in questi 20 anni, quando si parlava di federalismo, è una beffa, nient'altro che una beffa. Io dico sempre che se avessi, quando ho sostenuto l'esame di diritto costituzionale con Paladini, mi avesse detto mi spieghi cos'è uno Stato federale, come nasce uno Stato federale, io gliel'avessi spiegato col concetto che ci hanno trasferito in questi 20 anni, il professore avrebbe detto senz'altro, guardi giovane, torni a studiare, venga alla prossima sessione. Non c'è uno Stato federale che nasca per disarticolazione dello Stato centrale, non è esistito, è il contrario. Però in Italia ce l'hanno ammanito così e hanno detto che volevano fare il federalismo. Ancora oggi qualcuno usa episodicamente ogni tanto la parola federalismo, bisogna puntare sul federalismo. È una balla. Il federalismo può essere seriamente e correttamente, interpretando l'istituto appunto dello Stato federale, qualcosa che nasce da soggetti che sono già indipendenti e sovrani. Il resto è diciamo ripartizione di competenze amministrative, è trasferimento dei poteri a vario titolo dallo Stato centrale alle comunità ed entità locali, ma non è federalismo. Noi siamo arrivati al federalismo fluviale, al federalismo comunale, con tutte le declinazioni. Non era federalismo, era un imbroglio. Veniamo a noi. L'articolo 5, in quel convegno del 98, quando si parlava appunto è possibile, la domanda era: è possibile che l'Italia diventi uno Stato federale? Io mi ricordo due cose, che ho citato anche nel libro, e sono queste. Il professor Mazzarolli intervenne e dice ma se non vogliamo parlare di fumo, parlarci a vanvera, dice no, noi dobbiamo considerare che per avere uno Stato federale bisogna avere soggetti titolari di sovranità che si federano, cosa che non c'è. Le regioni non sono portatrici di sovranità, dice lui, in questa situazione, e quindi non si può parlare di federalismo. Poi dice, in ordine all'unità e indivisibilità dello Stato, di cui parla l'articolo 5, dice l'unità si potrebbe anche salvare, ammesso che fosse possibile realizzare per questa via uno Stato federale, ma l'indivisibilità non serve. Concetti tra l'altro giacobini che sono pericolosissimi in una Costituzione, perché tutti i principi di rigidità su questo versante sono estremamente pericolosi. Le Costituzioni, come diceva Thomas Jefferson, devono essere modificate, possono essere riscritte radicalmente da ogni generazione. Tra lui intendeva generazione ogni 19 anni, pochi 25, come pensiamo. Ma veniamo a noi. Quindi l'articolo 5 è una norma spiegabile politicamente, comprensibile, che guarda caso coinvolge quasi tutti gli stati al mondo, quasi tutte le costituzioni laddove vi sono, perché l'Inghilterra e il Regno Unito per esempio non ha la Costituzione, quasi tutti gli stati al mondo che hanno una Costituzione prevedono una norma
analoga all'articolo 5, per esempio in Spagna hanno l'articolo 2 della Costituzione del Regno, ma quasi tutti gli stati del mondo hanno una norma che dice che lo Stato è unitario, che praticamente non è divisibile sostanzialmente, e che quindi questa norma ha una funzione di chiusura del perimetro dello Stato, vuol dire difendere, individuare e difendere dei confini. Il paradosso è che, se voi andate a vedere un Atlante nel mondo, i confini sono la cosa che storicamente è più variabile nei tempi. È paradossale, ma è così. Poi guardate nella cartina geografica, noi abbiamo avuto una sera, ho filmato un nostro militante che si è divertito a fare una ricostruzione dell'andamento delle realtà territoriali degli stati nel tempo, facendo in accelerazione girare una cartina, vedete, proprio cambiava completamente, no? Ma non a distanza di secoli, a distanza di anni, pochi anni, c'è un cambiamento radicale. Quindi la delimitazione dei confini è la cosa più variabile che c'è al mondo ed è inevitabile. Quindi non è un valore il confine, un valore sono le persone che possono decidere, come dovrebbe essere in una realtà democratica come quella nostra, che si dichiara democratica, di decidere il loro futuro, anche se appartengono a comunità diciamo minori. Questo non vuol dire arrivare fino all'indipendenza del quartiere di Cesare Battisti di San Viniento, dove siamo stasera. Vuol dire rapportare il principio di autodeterminazione, così come definito anche dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio, a quelle realtà che hanno titolo storico per esercitarlo e farlo valere. Quando parlo del Veneto, io mi riferisco ad una realtà che non aveva neanche bisogno della Carta delle Nazioni Unite, che consacra una norma scritta il principio del diritto di autodeterminazione. E vi porto un esempio banalissimo ma semplice. Perché il 22 ottobre 1866, quindi non tanto tempo fa, mio bisnonno Giacomo Morgin è andato a votare il famoso referendum che diceva: volete voi, popolo delle Venezie, aderire al Regno Sabaudo, sì o no? Questo è il quesito. 22 ottobre 1866, mio bisnonno. Perché è andato a votare? Quando il Veneto era una parte dell'impero austro-ungarico, era già da 1966 era già da 69 anni che non c'era più la Repubblica Serenissima. Però andarono a votare. E sapete perché andarono a votare? Perché in applicazione di quel principio, che non era ancora norma di diritto, che è il principio di autodeterminazione, quella che allora era la diplomazia internazionale, perché non c'era l'ONU, quando i Savoia avevano adombrato l'idea di prendersi il Veneto, perché ormai si stava discutendo, dicono la Francia e l'Austria dicono: calma, tu non ti prendi proprio niente di questo territorio, con la storia che ha. Questo è stato uno Stato per 1100 anni, tu dici te lo prendi, ma neanche per sogno. E avrebbero potuto farlo, o in due modi, o con un'azione militare in caso di resistenza, o con un semplice atto amministrativo. Si mettevano d'accordo, una firma, ed è tuo. Il Veneto non era organizzato militarmente perché era parte dell'impero austro-ungarico, c'era il viceré del Lombardo Veneto, te lo prendi. Lo fermarono e gli disse: no, qui devi chiedere, come fosse una cosa sacra, quella che è stata la storia di questo territorio, di questo popolo, una cosa sacra, chi devi chiedere. Guardate che il chiedere ha un valore straordinario, perché si chiede a un soggetto di cui riconosci la titolarità, la soggettività innanzitutto, perché se io non riconosco il mio interlocutore non gli chiedo nulla. Quando dico sentiamo cosa vuole lui, gli riconosco la soggettività, cioè il diritto, il titolo di esprimersi. Guardate che qua il punto è fondamentale. Non c'era il principio di autodeterminazione, era ancora un principio politico, non era codificato, non era riconosciuto neanche dalle norme del diritto consuetudinario, se volete, come lo intendiamo oggi. Era riconosciuto dagli stati che avevano il controllo della diplomazia internazionale. Importantissimo.
importantissimo. Dico sempre, noi potremmo difendere il processo di autodeterminazione che abbiamo in corso neanche invocando, se avessi come causa, voglio dire, è una delle cose che dirò in corte, neanche invocando le norme dell'ONU. Non ci interessa, potremmo far valere la storia. Pensate a un diagramma, pensate di questa parete, no? Ecco qua, c'è una cosa. Mettete i 150 anni dell'indipendenza d'Italia, mettiamo che siano i primi 150 anni, 1100, 10 volte, non basta neanche più alzare il soffitto. Come fate a rapportare queste due realtà? Rapportate 150 anni, che per noi non sono ancora 150, sono 149 quest'anno, con 1100 anni, 1 a 10 quasi. Guardate che questo è la storia che decide se c'è o non c'è la titolarità, la soggettività. Quindi la diplomazia internazionale nell'ottobre 1866 impose ai Savoia di chiedere ai Veneti, al popolo veneto, alla nazione veneta, come diceva l'imperatore d'Austria, alla nazione veneta, pensate anche al riconoscimento della comunità con una connotazione identitaria, perché quando si parla di nazione si parla di una connotazione identitaria oltre che di una connotazione storico-istituzionale. Chiedete, e il chiedere vuol dire riconoscere la soggettività. Allora pensate il paradosso. Mio bisnonno Giacomo Morosini, in un contesto in cui il diritto di autodeterminazione non esisteva come principio giuridico, grazie alla diplomazia internazionale ha potuto votare. Oggi noi abbiamo la Costituzione che all'articolo 10 dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma, non si conforma se ma, si conforma e basta alle norme del diritto internazionale, tra queste il diritto di autodeterminazione. Abbiamo dei democratici che dicono che non può votare. Ma vi rendete conto che stiamo tornando indietro a passi come i gamberi? Mio bisnonno ha potuto più democraticamente di me oggi esercitare un diritto che a me oggi viene negato. È paradossale, è incredibile, ma questa è la verità. Quindi, per dirvi come ci muoviamo, in che contesto si colloca il diritto di autodeterminazione, una cosa straordinaria, di straordinario valore. Quindi potremmo difendere il nostro percorso democratico e per via istituzionale e pacifico grazie alla storia, ai precedenti e a tutto quello che vi ho detto, senza neanche invocare il diritto internazionale, purché sempre, ripeto, per via democratica e pacifica e istituzionale. Una breve nota, perché non voglio andare oltre, sulla via istituzionale. Che cosa vuol dire via istituzionale? Qualcuno dice ma allora sei nel contesto dell'ordinamento italiano, allora è una finta indipendenza, allora non avete... No, calma, io dico sempre che la cosa dopo i 50 anni dice si diventa più saggi, no? E colgo sempre dalla natura grande ispirazione. Quando un bambino nasce, anche se la madre è una pazza, è una sconsiderata, è una persona pessima, nasce da quella madre e tiene ancora collegata la sua vita con il cordone ombelicale, ti piaccia o non ci piace. La via istituzionale vuol dire prendi atto di dove ti trovi oggi. Noi non vogliamo fare un'azione anarchica, pericolosa, disordinata, di piazza, improvvisata, confusa, rivoluzionaria in senso storico, come no, dobbiamo fare una rivoluzione per via istituzionale, utilizzando gli strumenti della legalità interna e della legittimità internazionale che l'Italia disattende, che l'Italia viola costantemente. Per questo è lo Stato che vive prevalentemente di illegalità e noi vogliamo esercitarla senza timore, con tutto rispetto per chi è in buona fede. Ma io dico, voi lo sapete che l'anno scorso, a proposito di illegalità, perché sono parole pesanti dire che l'Italia vive di illegalità, vi faccio un esempio. Con sentenza 1 del 2014 la Corte Costituzionale ha detto che quel Parlamento che abbiamo adesso è stato eletto in base a una legge illegittima costituzionalmente. Qualcuno ha detto allora tutti gli atti che hanno fatto fino ad oggi sono nulli. No, dicono i giuristi, perché il principio della continuità giustifica quello che hanno fatto bene fino ad oggi, ma ora d'ora in avanti dovrebbero rapidamente andare a elezioni, o col sistema proporzionale puro come emerge dalla sentenza della Corte Costituzionale, o con una legge che rapidamente possono approvare, in modo da rimettersi nell'alveo della legalità costituzionale, della legittimità costituzionale. No,
Questi che cosa fanno? Non solo se ne guardano bene dal fare sto passo, quindi andare a casa, andare al voto o con la proporzionale che rimane dalla sentenza della Corte Costituzionale o con una legge nuova. No, perfino si peritano di andare a modificare la Costituzione. Guardate che è una cosa, è una blasfemia costituzionale, questa è una roba folle, è una roba folle. Un soggetto che dichiaratamente è gravato, è appesantito da una pronuncia di incostituzionalità della legge che lo ha portato su quegli scranni, non solo continua a fare leggi ordinarie, ma si perita, si titola di mettere mano alla Costituzione. Guardate che è una cosa pazzesca questa, è una cosa di una gravità, abnormità intollerabile. Ma ve ne cito un altro più semplice che è da tanto che lo richiamo. Il principio, quello che ci tocca a tutti, anche le tasche nostre, le tasse. La Costituzione, all'articolo 53, detta una regola che è il principio della capacità contributiva, cioè ogni tassa deve essere collegata al principio della capacità contributiva. Voi sapete che per esempio ci sono strumenti di normazione ordinaria che sono palesemente, costantemente, potrei dire paradossalmente, consuetudinariamente che vivono di illegittimità. Un esempio? Quello delle accise sulla benzina. Lo diceva ancora il mio professore di diritto, sia Gullo che Francesco Gullo che Leopoldo Mazzarolli. È palesemente incostituzionale. Tu utilizzi uno strumento comodo per tassare i cittadini, perché chiaramente io per venire qua stasera, se anche avessi voluto, non avrei trovato treni che mi portavano qui e treni che mi riportavano dietro mezzi pubblici, quindi ho dovuto usare la macchina. Quasi tutti voi siete venuti in auto. Quindi la benzina, il carburante, è necessario, quindi io ti tasso là dove tu non puoi sottrarti. La benzina vale un terzo di quello, cioè il prodotto vale un terzo di quello che è il costo, perché il resto sono accise, tasse applicate in modo illegittimo, in violazione del principio della capacità contributiva, perché se viene indiscriminatamente usato questo strumento è chiaro che quel principio viene violato. Ormai è diventata una consuetudine di illegittimità e nessuno dice nulla, avanti. Ma tante altre cose. Quindi voglio dire, uno Stato che vive in questo contesto, noi vogliamo aiutarlo a migliorare, e l'abbiamo già fatto anche in un contesto, per esempio nel 2001 con la sentenza che grazie ai Serenissimi, è un paradosso, i Serenissimi hanno civilizzato l'Italia, perché con quel processo, quello di Verona e di Pappalia, siamo andati avanti alla Corte Costituzionale e abbiamo fatto depenalizzare la norma dell'articolo 271 sulle associazioni antinazionali che erano vietate, per dire. Quindi abbiamo migliorato l'Italia, in qualche modo l'abbiamo resa più civile. Questo è uno Stato che vive di illegalità diffusa, è un sistema, è un metodo. Io non mi stupisco degli scandali, non mi stupisco affatto. Vedete anche i magistrati, è uscita la legge sulla responsabilità civile che ha tolto un filtro, mezza rivoluzione, ma i magistrati non dovremmo neanche sapere il nome e il cognome, questi hanno le categorie a seconda della linea politica, c'è magistratura democratica, magistratura indipendente. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Se io mi trovo davanti a un magistrato e so che appartiene a una certa corrente, io mi spavento. Io voglio un magistrato che conosca il diritto e il codice, che sia equilibrato, che abbia superato l'esame psicofisico, come dice uno di loro, Carlo Nordi. Se ne c'è qualcuno che lo segna tutto a posto. Però giudica della nostra sorte. Guardate, non è mica da sorridere, perché la giustizia, finché riguarda gli altri, la liquidiamo una battuta. Quando vi trovate davanti a un giudice che non vi ascolta, non sa ascoltarvi, o è frettoloso, o vi tratta come un fascicolo qualsiasi, vi sentite umiliati come cittadini? Vi racconto un aneddoto. Io sono stato in un viaggio di studio ancora nel 1999 negli Stati Uniti, quando allora cambiava il processo penale italiano e la procedura, in particolare il codice di procedura penale. Allora assistiamo, un giorno decidiamo, oltre ai processi già programmati, andiamo a caso un processo importante che c'è in udienza fissato per quel giorno. Il processo è pubblico, eravamo una trentina tra magistrati e avvocati del Foro di Venezia e ci dicono: guardate, sì, è pubblico, però entrate fino a 5 minuti prima della seduta. Bene, allora ci sediamo là.
5 minuti prima c'era un magistrato della corte che aveva la tosse perché ha usato eccessivamente e ha cominciato a tossire. L'addetto alla sicurezza che si avvicina e dice: guardi che se non riesce a controllare la tosse meglio che lei vada fuori, tanto per dirvi com'è il concetto, no? Nei 5 minuti suona la campana, erano le 10, una voce annuncia: entra alla corte, si apre la porta e c'era dietro il giudice col fascicoletto così, no, apre la porta ed entra. Vuol dire che cosa? Alle 10 in punto, quei secondi come in Svizzera. Vuol dire che il giudice era dietro alla porta col fascicoletto in mano che aspettava di essere chiamato e poi è entrato. Vuol dire che l'autorità non è data dalla persona fisica del magistrato, l'autorità è data dalla istituzione, dal meccanismo che funziona. Da noi invece il giudice ha l'udienza alle 9:30, arriva alle 10 un quarto, trafeato, e allora silenzio, cosa ha fatto? No, dove so? Al mercato turco e suc o so in una tribunale. Questa è la realtà. Le istituzioni italiane, se volete, riassuntivamente, almeno per quella che è la mia esperienza, vivono questo. Io mi vergogno a volte, mi vergogno. È venuto un amico straniero una volta con me in udienza, non sapevo come nascondermi e dicevo: sai, oggi è una giornata difficile, sperando che non te venga male perché se guai è peso. Cioè, è così. Qui si è perso il buon senso. Non esiste più uno Stato affidabile, non esiste più la legalità come io la vorrei nel senso migliore del termine. Lo Stato dovrebbe dare poche regole, essere poco invasivo, essere a favore dei cittadini. Invece uno Stato che ti pressa da ogni lato, che ovviamente enuncia sempre i grandi principi, interviene ogni volta con norme ad hoc, si dimentica del cittadino che invece deve essere al centro della storia. Il diritto di voto sul tema dell'autodeterminazione, quindi un atto di democrazia e di libertà che in Italia noi difendiamo nell'interesse di tutti, anche di chi, come il dottor Bonfante, al quale adesso daremo la parola, è contrario. Perché impedire al popolo veneto di potersi esprimere su questa materia? Perché impedirlo? Perché in qualche modo avere paura della volontà dei cittadini? Guardate che io lo capisco anche politicamente, non è che ci si frega. Pensate che dall'anno scorso, del 23 al 24 di aprile, Repubblica.it ha pubblicato un sondaggio dello studioso sociologo Ilvo Diamanti che diceva che l'80% dei veneti vorrebbero votare sul quesito della legge 16, quella che poi è diventata legge 16, che il 55% se si andasse a votare voterebbe a favore e che il 33% Bonfante, anche di area di sinistra, voterebbero a favore. Perché il cittadino, al di là delle appartenenze ideologiche, se si può ancora parlare di appartenenze ideologiche, a me paiono concetti superati, vuole essere protagonista della sua sorte e del suo futuro. Altrimenti succede, come vediamo, che oggi il partito più grande è quello dei non votanti, perché il cittadino mica fesso, alla fine fa sintesi, di tutte le nostre chiacchiere, le nostre parole, le nostre proposte, la nostra azione politica. Il cittadino fa sintesi, dice: non mi rappresentate più. Allora c'è il populismo alla Grillo, c'è l'abilità alla Renzi, perché Renzi è un ottimo comunicatore, però a me non pare abbia contenuti, e allora alla fine sta a casa, piuttosto di sentirsi beffatto, sta a casa, non va a votare. Guardate che il partito più grosso è quello dell'astensionismo. Allora noi vogliamo, con il progetto di indipendenza, non obbligare chi non è d'accordo a votare in favore dell'indipendenza. Vogliamo difendere il diritto anche di chi è contrario, volterianamente, di potersi esprimere. Quindi su questo argomento dovremmo essere tutti d'accordo. Vado brevemente, magari ci ritorno dopo. Per fare questo, dopo l'approvazione della legge 16 cui accennava Massimiliano, che è avvenuta spintaneamente, si dice oggi giocando con le parole, dal Consiglio regionale, e Bonfante potrà dire, credo, due parole sul punto, che nessuno la voleva la legge 16. Zaia a parole davanti ai microfoni di radio e televisione diceva: sì, io sono per l'indipendenza, ma il giorno prima, all'11, abbiamo quasi litigato proprio fuori dalla sala del Consiglio, perché ha detto Morosin: basta, non ci sono i numeri, non ci sono i numeri. E io ho detto: scusami, sai, avevo un foglietto qua sul taschino, come non ci sono i numeri? Dico: Luca, guarda che io ho chiamato i 18 consiglieri che erano in certi vari gruppi, e a me risulta che hai da 29 a 31 voti. No, non ci sono i numeri. Non la volevano sta legge, che poi Bonfante potrà dirlo, non l'hanno gestita, perché l'hanno subita, perché
è stata proposta dai cittadini, l'abbiamo portata noi a Venezia il 16 marzo una manifestazione, è stata sostenuta da 182 ordini del giorno dei consigli comunali che dicevano votatela e impegnatevi, da 4 consigli provinciali del Veneto che rappresentano oltre 3 milioni e mezzo di cittadini, da oltre 100.000 firme, e quindi alla fine la maggioranza del consiglio regionale che si dichiara per l'indipendenza a parole del Veneto l'ha votata, perché altrimenti si trovavano fuori gioco, però poi l'hanno lasciata là. La giunta Zaia non ha fatto le delibere attuative che la legge prevedeva, non le ha fatte, con la scusa variamente tirata fuori di questa o quella ragione. Per cui oggi abbiamo una legge che poi Renzi l'8 di agosto ha impugnato, ma non ne ha chiesto la sospensiva. Anche questa è una cosa interessante, che inizialmente avevano cercato di far passare come il governo cattivo che ha fatto. È vero, ha fatto un gesto, ha impugnato la legge, secondo me avrebbe dovuto invece difendere in nome della democrazia, però non ne ha chiesto la sospensiva. Quindi la legge, se non è chiesta la sospensiva fino alla decisione della Corte Costituzionale, è valida, pienamente efficace. Cioè noi, volendo, se avessero lavorato adeguatamente, avremmo potuto votare fino ad oggi ogni domenica, compresa la prossima, perché fino al 28 di aprile la legge non è gravata da alcuna sospensione, sarà giudicata il 28 di aprile. Noi per sostenere questa linea abbiamo recentemente proposto un'idea che è stata accolta e partita sabato scorso, sabato 23, sì, da Santa Lucia di Piave, tra l'altro nel cuore della terra dove Zaia è più impegnato, e che ha coinvolto già 15 amministrazioni locali sulla questione del diritto di voto. Cioè i sindaci, le amministrazioni, le municipalità sono impegnate con questa iniziativa che si chiama AMI Veneto, l'acronimo sta Assemblea delle Municipalità, sul diritto di voto, in favore del diritto di voto sul tema dell'indipendenza, ma sul diritto di voto, per consentire a tutti anche di dire no se non sono d'accordo, ma sul diritto di voto. Ed è questa delibera che ha ricevuto anche il comune di Sanguinetto, che ha visto schierati anche sindaci di sinistra come quello di Silea, la stessa senatrice, come si chiama? Rubinato, mi pare che avesse manifestato attenzione sul diritto di voto e disponibilità. Cioè, diverse personalità della sinistra hanno detto beh, se è sul diritto di voto io mi schiero. Tant'è vero che, ripeto, sabato 23 è partita da Santa Lucia di Piave con l'adesione di 15 municipalità di un colpo, sono impegnate e l'hanno già iscritta alla prossima riunione dei rispettivi consigli comunali. Perché sul diritto di voto non dovremmo aver paura. Il diritto di voto ci migliora tutti, il diritto di voto ci consente di capire che cosa vuole la gente. E siccome io voglio sapere anche voi a Sanguinetto cosa volete, mi fermo qua e penso che adesso sia data la parola al dottor Bonfante per poi avere l'opportunità di rispondere alle vostre domande. Più cattive sono, più mi fate felice. Grazie. Grazie Alessio. Mi viene in mente una cosa, faccio una parentesi. Nel 2002 ho avuto un anno difficile perché c'era della gente che mi ha falsificato la firma, l'assicurazione, tutte queste storie qua. Siccome tutto era inferiore ai 516 euro, ho detto vado da solo dal giudice di pace, visto che a me piace invece andare al bar, perdere tempo, catalogarmi e tutto il resto, faccio ricorso al giudice di pace di Isola della Scala, perché il foro competente è Isola della Scala, e arrivo da questo giudice di pace, ero la prima volta. Dopo un certo punto vedo avvocati che arriva, carte, io ero emozionato, cioè, davanti al giudice. Dopo un certo punto ho detto mando su a marcato. Ha ragione Alessio, io mi sono guardato, ho detto però lei è un giudice, mi parte essere marcato. Dopo la seconda volta si è abitua a tutto ormai qua, però veramente do ragione, è stata la mia prima esperienza e mi sono autodifeso per un caso di firme false sulle polizze che mi aveva fatto l'assicuratore. E veramente io sono rimasto, era la mia prima entrata nel mondo della magistratura da semplice cittadino che si autodifende, e sono rimasto così sbalordito, ci siamo messi bene. Ecco, allora io adesso cedo la parola al dottor Bonfante che prosegue
Prova, sì. Sì, no, io mi aspetto, buonasera a tutti intanto, grazie dell'invito. So che gli altri colleghi, consiglieri regionali, eccetera, degli altri componenti, degli altri partiti fanno fatica a partecipare a questi confronti. Credo perché appunto c'è stato un atteggiamento ipocrita di molti, anzi di tutti gli altri, devo dire la verità, non delle persone, dei partiti, perché poi all'interno dei partiti sono stati diversi schieramenti. E il partito di cui faccio parte, il Partito Democratico, è quello che ha avuto una posizione netta, e io sono fiero di quella posizione, ecco perché sono qua, perché noi abbiamo detto da subito non siamo d'accordo, lo diciamo con rispetto, sia chiaro, non è che i ragionamenti dell'avvocato Morosin ci lasciano indifferenti, c'è spessore, c'è storia, c'è qualità, ci sono tante cose. È stato interessante questa sera ascoltarlo, ho fatto anche dei profili storici anche nuovi, che alcune cose non le conoscevo e mi ha fatto piacere essere qua ad ascoltare. Però se andiamo al concreto, alle questioni, allora dobbiamo essere chiari e essere o da una parte o dall'altra, cioè o sei con l'indipendenza a favore della secessione del Veneto oppure sei contrario, mentre gran parte dei partiti del Consiglio regionale, Zaia in testa ma anche gli altri, hanno preso una posizione ambigua. Sì, siamo d'accordo sulla legge, Zaia non viene mai in Consiglio regionale, in 5 anni sarà venuto 2 volte, 3. L'unica volta in cui è stato presente sempre sono stati 3 giorni in cui si è discusso della legge sull'indipendenza. Quindi ha voluto dare un segnale che era un segnale esclusivamente d'immagine. Io sono qua e sono favorevole alla legge. Questo perché nel suo mondo, nel mondo leghista, evidentemente le pulsioni a favore della secessione, per ovvi motivi, per la storia della Lega stessa, per le dichiarazioni, per lo statuto della Lega di Bossi, certo temeva che ci potessero essere delle frange che potessero in qualche modo allontanarsi dalla Lega Nord, quindi dare da un lato un segnale, poi in realtà non solo non ci crede, ma non ha fatto nulla perché questa legge potesse andare avanti. Le altre forze politiche, compresa Forza Italia, compresa l'NCD, partito di centro, partito vicino all'UDC e quindi il partito che dovrebbe essere il partito della nazione, tutti in qualche modo hanno favorito l'approvazione con l'obiettivo di affossarla. Dopo c'è lasciate che sia approvato, tanto ci penserà la Corte Costituzionale a bocciarla, non ci esponiamo noi. Quindi io sono fiero invece di espormi, cioè io dico, io non sono d'accordo, rispetto le ragioni, ma non sono d'accordo per motivi giuridici, ma non voglio addentrarmi in una questione che poi annoia la gente. Articolo 5 della Costituzione, Italia una, indivisibile, certo che si può cambiare, si cambia la Costituzione, quando si arriverà ad avere una maggioranza in Italia che se vuole può cambiare la Costituzione, quindi non è immodificabile la nostra Costituzione, è una Costituzione rigida, ma nello stesso tempo è una Costituzione modificabile, quindi quando si vorrà, e se qualcuno avrà la maggioranza in Italia, potrà modificare quella parte lì, togliere indivisibile e metterci una norma che possa permettere attraverso l'autodeterminazione o altre questioni, e poi bisogna vedere come, perché ci sono tanti, per esempio quando i comuni vogliono scindersi o vogliono unirsi, c'è una grande discussione su chi va a votare solo la frazione che vuole togliersi dal comune o va a votare tutto il comune per decidere che quella frazione possa togliersi dal proprio comune. Non sono cose di poco conto. Quindi qualora si modificasse la Costituzione e si permettesse che con un referendum una regione o una parte di una regione o un comune possa staccarsi dall'Italia, cosa che potrebbe essere possibile dopo che si è modificata la Costituzione, ebbene tutto questo dobbiamo decidere chi va a votare anche e come si va a votare. Quindi non è una cosa, non è una cosa solo di regole, è una cosa che ci collega tutti a un ragionamento e a una storia, eccetera. Andiamo invece, ecco, io mi aspettavo questa sera che si parlasse dell'utilità o meno della sessione, invece Morosin, ho visto, avvocato, che hai fatto rispetto alle discussioni di qualche mese fa non un passo indietro, 3 passi indietro,
si è accorto che eri troppo avanti, troppo avanti, e hai deciso di puntare tutto sulla libertà di voto, sul diritto al voto. Allora io voglio andare invece al sodo, perché la gente alla fine, secondo me, allora tu fai bene a fare questo perché oggi la battaglia per voi è questa, ma la gente vuole sapere, ma alla fine se noi andiamo fuori dall'Italia ci guadagniamo o ci perdiamo? Non solo in termini economici, spero che uno si metta solo a guardare se guadagna 1000 euro in più all'anno o meno, certo che conta anche quello, ma da tutti i punti di vista, in termini di efficienza dei servizi, in termini di rapporti internazionali, in termini di diritto alla difesa e alla tutela della propria nazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è il tema vero, ed è il tema su cui gli indipendentisti avevano più carte da giocare tempo fa. Mi pare strano che oggi non si parla più di questo, se ne parla meno. Allora, intanto dico questo, qual è la posizione nostra? Noi siamo per l'autonomia differenziata del Veneto. Cos'è l'autonomia? È già prevista dalla Costituzione, dal 2001, Costituzione con modifica inserita dall'allora maggioranza di centrosinistra, che inserisce, tenendo conto delle pulsioni federaliste, non è che inserisce a caso, perché c'era quel movimento nato negli anni 90, vi ricordate la legge Bassanini? Anche quella era un tentativo a Costituzione invariata di modificare le norme per rendere più vicine al territorio. Bassanini ha fatto un grandissimo lavoro, è uno dei più grandi, allora era giovanissimo, era uno dei più grandi giuristi italiani, soprattutto di diritto degli enti locali. Sbagliò anche qualcosa, se vogliamo, tanto è vero che piano piano su qualcosina si torna indietro, però venne fatto un grosso lavoro di, allora si chiamava decentramento, lo ricordate? Bene. Quindi quelle pulsioni arrivano finché si decide, l'allora maggioranza decide con solo 4 voti a favore di modificare la Costituzione inserendo l'autonomia differenziata come possibilità, ipotesi per quelle regioni che sono pronte ad essere maggiormente autonome rispetto alle altre, se la sentono, chiedono ovviamente le risorse necessarie e nello stesso tempo chiedono più funzioni. Allora, io ero consigliere regionale, eravamo nel dicembre del 2007 e il Consiglio regionale del Veneto, quasi all'unanimità, credo che votò contro solo Rifondazione Comunista, 1 su 60, decise di approvare una proposta al Parlamento italiano di autonomia differenziata. Galan su questo ne fece una grande campagna. Noi non ci siamo tirati indietro e in confronto a Galan facciamo assieme e approvammo assieme questa grandissima, secondo me, norma. Cosa vuol dire in sostanza? Vuol dire che il Veneto rispetto alle altre regioni avrebbe avuto molte più funzioni. Ve ne dico una per tutte, la più importante, la scuola. Cioè come in Trentino. In Trentino voi sapete che gli insegnanti sono dipendenti delle province autonome di Trento e di Bolzano. I bidelli sono idem, sono pagati, anzi prendono qualcosa in più tra l'altro, dalle province autonome. Quindi il Veneto avrebbe potuto, anzi ha chiesto all'epoca, nel dicembre 2007, ha chiesto di avere anche lui una serie di materie, addirittura c'era il credito delle popolari, che oggi se ne parla molto, delle casse di risparmio, i giudici di pace di cui si parlava prima avremmo potuto avere come funzione regionale e tante altre cose, i beni ambientali, la cultura e così via. Il Veneto fa questa proposta nel dicembre del 2007 e ne fa una grande campagna. Nel febbraio del 2008 cade il governo Prodi, in aprile vince largamente, se vi ricordate, del 2008 Berlusconi, con la Lega, Berlusconi, Lega, l'allora Fini di N e il CCD-UDC di Casini, o era fuori, no, forse Casini era fuori, quindi la Lega aveva un ruolo di grande importanza e quella proposta che era già arrivata al Parlamento, era già approvata dal Consiglio regionale, bisognava condividerla dal Parlamento e approvarla, certo aggiungendo alle funzioni le risorse proporzionali. Se mi dai gli insegnanti, i bidelli, le scuole da pagare e anzi l'ordinamento scolastico, mi devi dare la quota che mi spetta per pagarli, giustamente. Tutto insabbiato subito, non se ne parlò più, c'era la Lega al governo, c'era
Berlusconi primo ministro, c'era Galan che poi divenne ministro, c'era Zaia che era vicepresidente della regione Veneto nel 2007, che nel 2008, dopo la vittoria, se vi ricordate, diventa ministro dell'agricoltura, cioè si dimette da vicepresidente della regione Veneto e diventa ministro dell'agricoltura. Quindi un ministro importante, legato direttamente a Bossi, che nel frattempo è diventato ministro anche lui, a Calderoli, eccetera. Avrebbero potuto pretendere e ottenere nel giro di 6 mesi l'autonomia differenziata, che sarebbe stata, secondo me, una prova importante per tutte le altre regioni, soprattutto del centro-nord. Sicuramente la Calabria non è in grado di chiedere autonomia, non è interessata, e è meglio che non lo fa, cioè non lo farebbe, di chiedere più funzioni, perché è già in difficoltà a portare avanti quelle che ha. Ma alcune regioni di una certa economia e di una certa autonomia, di una certa efficienza, assieme il Veneto avrebbe potuto chiedere, anzi l'aveva già chiesto a Lombardia, e qualche altra regione anche del centro stava valutando l'opportunità o meno. Quindi noi avremmo potuto essere la regione all'avanguardia su questo, maggiore autonomia al Veneto. In sostanza è una via di mezzo fra le regioni a statuto ordinario e le regioni a statuto speciale. Certo non sei come il Trentino, però ti avvicini molto al Friuli. Per esempio il Friuli ha molto meno autonomia del Trentino Alto Adige o delle province autonome di Trento e Bolzano, anche in termini economici, non solo in termini di funzioni. Quindi noi ci saremmo avvicinati al Friuli, per esempio, quindi avremmo avuto maggiore ragione. Quindi cosa vuol dire? Perché dico questo? Perché è mancata la volontà politica, perché c'è un uso strumentale dei concetti di autonomia, e non parlo di Morosini sicuramente, ma anche di secessione, ma anche di indipendenza, ma anche di autonomia speciale, che è ormai una cosa evidente e di una così grave e grande ipocrisia che va combattuta. Io dico, ecco perché io sono fiero di un partito che ha detto no all'indipendenza. Basta quell'ipocrisia, quel dire sono a favore e poi lavorerò per insabbiarlo. Se dici che sei a favore della cosa, porti avanti. Io non sono a favore della secessione, sono a favore della maggiore autonomia del Veneto, e penso che sia l'autonomia differenziata. Mi farebbe anche piacere, se possibile, ma so che non lo è, anche l'autonomia speciale. Potrebbe esserlo, come c'è una proposta di legge costituzionale molto interessante, il primo firmatario Mora Sut, che è del Partito Democratico, che mette assieme Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli, ma lo mette assieme attraverso una riorganizzazione di tutta l'Italia, riducendo il numero delle regioni, che è uno dei fattori. Abolite le province per semplificare, speriamo che vadano avanti queste riforme, speriamo che vadano avanti bene, perché un po' di confusione c'è, però insomma devono andare avanti. La prossima riforma potrebbe e dovrebbe essere quella di una riduzione del numero delle regioni, perché non è mica possibile che c'è il Molise, 300.000 abitanti, o ci sono altri tipi di regioni che hanno la stessa forza e la stessa funzione del Veneto, con il numero di consiglieri regionali, eccetera, eccetera. Allora la riduzione del numero delle regioni e mettere assieme il Veneto e il nord-est, fondamentalmente, potrebbe essere il successivo passo avanti, cioè io vedo una gradualità di passaggi. Certo che siamo arretrati da qualche anno a questa parte, perché le regioni non hanno fatto il loro dovere. Dal caso Fiorito in poi, in cui abbiamo trovato ladri, veri e propri ladri, in molte regioni, compreso il Piemonte governato dal Bota, ma anche regioni in cui c'era il governo centro-sinistra, anche se in forma diversa. Insomma, abbiamo, certo che le regioni italiane non hanno fatto quella figura tale, non hanno assunto quell'autorevolezza in questi ultimi 4-5 anni, anche il Veneto, il caso Mose, lo scandalo, ma non solo il scandalo del Mose, con nomi molto veneti, perché Galan, Chisso sono molto veneti, quindi non è che possiamo dare la colpa al meridione stavolta, alla mafia, all''ndrangheta, cioè dobbiamo assumere tutta la colpa a noi veneti. Ma non c'è solo quello, un altro nome, il dirigente della Fior, è un nome nostro, dirigente della regione. Cioè c'è una diffusione della corruzione, eccetera, quella non è che possiamo dare colpa alla mafia, all''ndrangheta, alla camorra, cioè dobbiamo assumere. La differenza è solo che per fortuna non ci sono morti qua, per fortuna, al momento, su queste cose. Allora, noi veneti, torno indietro, allora, qual è l'idea mia? L'idea mia è, si può avere maggiore autonomia, questa maggiore autonomia si può ottenere subito, se ci si crede, con l'autonomia differenziata, con maggiori funzioni. Se aspettiamo un altro po', con il decadimento dell'autorevolezza delle regioni, ci tolgono tutto, perché adesso c'è una nuova centralizzazione che non è Renzi o altro, è una visione nuova per cui, poiché le regioni hanno fallito,
hanno sperperato, non dico tutte ma tante, lo Stato italiano in un momento di crisi dice è meglio che me ne date di ritorno tante cose, perché ho capito che non siete all'altezza. E i cittadini, altro che indipendenza Morosini, i cittadini danno ragione allo Stato che si riprende l'energia, che si riprende il trasporto. No, questo è un altro discorso. Sul tema del voto, io non sarei così ottimista, perché la Scozia insegna, cioè la Scozia sembrava che tutti, l'80% dovevano votare per l'indipendenza con la storia, eccetera, 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 la religione che si differenzia, una storia millenaria, quella sì, differente, eccetera. Poi abbiamo visto come è andata a finire, perché poi la gente si fa i conti in tasca e fa dei ragionamenti. Allora, sui conti in tasca, uno dei pezzi forti di chi propone l'indipendenza è, parliamoci chiaro, se i veneti stessero da soli starebbero molto meglio, perché noi siamo bravi, siamo efficienti, prima del Mose eravamo anche più onesti e quindi scarichiamo alcune regioni povere in mano alla criminalità organizzata, soprattutto perché in mano alla criminalità organizzata, e poiché c'è il residuo fiscale che ci dice di 20 miliardi annui, tutto da dimostrare, poi ne parleremo se volete, poiché ci sono queste cose, se ci mettiamo da soli stiamo meglio. Questo è il concetto molto economicistico. Allora, per rafforzare un concetto che è solo di soldi, si cerca di dire vabbè, ma la lingua, il dialetto non è il dialetto ma è lingua veneta, perché poi c'è questo tema, no? Poi di solito quando ci sono questi aspetti c'è un aspetto profondo, religioso. L'ex Jugoslavia si smembra soprattutto per questioni etniche e religiose, perché lì trovavi i musulmani, gli ortodossi, i cattolici e così via. È lì che c'è lo scontro, anche economico in parte, ma soprattutto di questo tipo. Ma soprattutto di questo tipo. Nel Veneto non c'è una religione diversa dalle altre regioni. La lingua è una forzatura. Io parlo dialetto, siamo in tanti qua a parlare il dialetto, però insomma possiamo dire che ha la storia eccetera per essere una lingua diversa. Le etnie non ci sono diverse, ci sono all'interno, ci sono i cimbri da noi, ma sono, e quindi è difficile dimostrare che la storia nostra eccetera. Sul piano economico si sappia una cosa, e viene detta da tutti gli studiosi questo: sicuramente c'è un residuo fiscale, cioè sicuramente il Veneto, come tutte le regioni del nord, chi più chi meno, la prima è la Lombardia, poi siamo noi l'Emilia più o meno a pari, poi c'è Toscana e Piemonte, tutte danno di più di quello che ricevono, non c'è dubbio su questo. Il problema è che noi dobbiamo fare in modo che il meridione d'Italia faccia quello che ha fatto la Germania dell'Est, e cioè quello di non subito, ma in 10 anni, in 20 anni, e questo non dipende solo da loro, dipende anche da noi, dipende dallo Stato centrale, dipende dalla capacità che abbiamo, per esempio, di sconfiggere definitivamente la criminalità organizzata, che è solo in Italia, perché tutti i paesi europei hanno avuto storie di criminalità organizzata, l'ha avuta la Gran Bretagna, l'ha avuta l'Irlanda, l'ha avuta la Spagna, e tutti sono riusciti dal dopoguerra in poi a sconfiggere in maniera larga, netta, la criminalità organizzata. Questo è l'esatto, l'unico che non c'è riuscito, e non possiamo dare la colpa ai siciliani, ai campani o ai calabresi o ai pugliesi dove c'era il Sacro Cronomite. Dobbiamo fare un ragionamento che serve a fare un po' mio padre, questa roba qua, e l'avvocato probabilmente avrebbe qualcosa da dire, dato che fa l'avvocato. Ma questi sono i veri temi che abbiamo. Allora, sugli aspetti economici, io ho già avuto modo di confrontarmi con Morosini in altra occasione. Si sa che nel periodo di transizione, cioè nel momento in cui c'è la successione, per un certo periodo di anni la situazione economica sicuramente peggiora, poi probabilmente migliorerà, però si sa che queste cose qua. E allora in un momento di crisi internazionale come questo, in cui i nostri imprenditori e i nostri lavoratori hanno bisogno del posto di lavoro in lavoratori e gli imprenditori di sopravvivere, perché le tasse sono troppo alte, perché non c'è più il mercato che c'era prima, perché il mercato internazionale c'è una competizione, una concorrenza che non è quella di 20 anni fa, ma è molto più importante e delicata. Bene, si sappia che non c'è una risposta immediata, cioè l'imprenditore che sta fallendo non pensi che con la successione gli risolve il problema,
fallirà del tutto intanto, e forse dopo piano piano si migliora. Ma quello che io voglio, di cui voglio fare un ragionamento è questo: nell'epoca moderna abbiamo visto quali sono i paesi emergenti che sono riusciti a crescere maggiormente. Abbiamo fatto una valutazione di questo. Sono l'India, la Cina, il Brasile, il Sudafrica, cioè sono i paesi grossi. E l'Europa non riesce a stare al passo, a parte che ha raggiunto un livello di welfare e di civiltà così alto che ovviamente non può pensare di continuare a svilupparsi all'infinito. A un certo punto ti fermi e difendi quello che hai, è già tanto, no? Ma l'Europa dovrebbe avere la capacità di unirsi ancora di più se vogliamo far crescere, e se vogliamo far crescere anche i paesi che sono maggiormente in difficoltà all'interno dell'Europa. Cioè il problema oggi sono questi. Il problema non è quello di staccarci, è quello di unirci di più, perché altrimenti nel confronto internazionale perderemo. Stiamo già perdendo, e stiamo perdendo perché l'Europa ha fatto l'euro, ma non è riuscita a fare l'Europa. Questa è la verità. Non è riuscita ad avere guardate cosa sta succedendo nel mondo, l'ISIS che è alle nostre porte, e non abbiamo un esercito europeo che possa intervenire, e tutte le volte dobbiamo discutere in 10 e tutti fermi lì ad aspettare che succeda qualcosa, che l'America ci dica cosa dobbiamo fare. Allora il problema è questo, il problema è che non siamo andati avanti nell'unità, e quindi non c'è bisogno di smembramento, secondo me, perché è antistorico oggi. Poteva andare bene qualche secolo fa, a parte che l'Italia, le grandi nazioni sono unite proprio nell'Ottocento, e non è finito quel tempo. Quel tempo può darsi che fra 1000 anni cambi, fra 500. Parliamo di oggi. Oggi a me è piaciuto molto ascoltare Monosè, perché ha fatto più che politica, ha fatto filosofia, ed è bello ascoltare storia e filosofia, è stato interessante. Se parliamo di politica, oggi le esigenze del nostro tempo, del nostro mondo sono diverse. Oggi abbiamo bisogno di aggregazione, abbiamo bisogno di economie di scala, e se abbiamo dei problemi interni, e li abbiamo, che sono gravi e derivano anche da alcune regioni meridionali inefficienti, quelli problemi dobbiamo risolvere. Non possiamo pensare di risolvere i problemi scappando, perché questo è il vero tema, il Veneto che scappa. Se poi vogliamo anche metterla su alcuni aspetti pratici, si sappia ad esempio che il Friuli diventerebbe una clava, perché il Friuli non sarebbe una cosa facile di risolvere il problema, a meno che non pensiamo che anche il Friuli faccia la sua autodeterminazione, e tutte le regioni fanno, e tutti i paesi fanno l'autodeterminazione, e avanti. E poi non è più finita, perché ognuno di noi, in ogni pezzettino, guardate quello che succede nell'ex Unione, che è successo, per fortuna si è un po' fermato, nell'ex Unione Sovietica, dove quando un paese è cominciato, una regione, ha cominciato a staccarsi dall'URSS, al proprio interno aveva delle guerre civili, perché una regione o una parte della popolazione o di religione diversa o che si sentiva più vicina alle confinante, guardate cosa succede in Ucraina. Tanto è vero che Morosini non lo dice più quando parla, perché l'aveva detto in maniera autorevole e intelligente, però pericoloso sul piano politico, quando aveva detto che l'esempio da portare avanti è quello del Kosovo. E allora, siccome che quando senti Kosovo la gente si irrigitisce, come siamo arrivati a questi livelli, allora non lo dici più, vero avvocato? È una battuta. Il caso del Kosovo è quello che dovrebbe dimostrare, perché è stato riconosciuto delle autorità internazionali, è quello che dovrebbe dimostrare quindi la possibilità dell'autodeterminazione. Ma dobbiamo arrivare a quei livelli lì, dobbiamo arrivare alla guerra civile per dimostrare che una regione o una parte ha diritto o non ha diritto. Io mi auguro di no. Allora io dico questo: uno, e finisco, se si vuole è giusto fare il referendum, cambiamo la Costituzione, basta il 50 più 1% soggetta a referendum dopo due cose. Quando ci sarà una maggioranza in Italia che chiede questo, lo si fa. Dov'è il problema? Non c'è problema, non sono contrario a priori alla possibilità sono contrario oggi. Poi sono contrario anche sul piano concreto, perché secondo me non porta vantaggi neanche ai veneti, e anche fosse un piccolo vantaggio di carattere economico è comunque un vantaggio così residuale, così immediato, così irrilevante che non ne vale la pena. Mentre io penso a un futuro nel quale i veneti debbano, uno, avere maggiore autonomia,
essere all'avanguardia, quindi dimostrare noi agli altri, anche alle altre regioni, che certe cose possono essere governate, tornare quindi a un veto e alle regioni che meritano e che aumentino la loro autorevolezza, perché oggi io da consigliere regionale, guarda, un po' mi vergogno, non è bello essere oggi consigliere regionale, quando senti i gruppi regionali hanno rubato, le mutande verdi. C'è stata anche una esagerazione, perché guardate il caso Cota, cioè lui si è sputtanato, scusate il termine, perché negli Stati Uniti ha comprato un paio di mutande verdi con i soldi della regione, ha sbagliato a comprare mutande verdi con i soldi della regione, però non sarà mica quella roba lì, però il caso è eclatante, eppure nella società delle immagini e nella società attuale quello che conta è il caso specifico che fa notizia. Allora, noi regionali siamo sputtanati, i veneti per fortuna meno degli altri, e il Partito Democratico Veneto, permettetemi un po' di orgoglio, la Corte dei Conti che ci ha esaminato, guardate, le pratiche una a una, eccetera, eccetera, quando sono venuti a guardare da noi, è venuto il maresciallo, c'è sempre un maresciallo delle finanze che viene, è venuto il maresciallo delle finanze, eccetera, sono rimasti sorpresi perché nel gruppo regionale del Partito Democratico non c'erano le ricevute delle cene, e ci hanno chiesto: ma dove le avete nascoste? No, ce le siamo pagate noi, anche i panini ci pagavamo. E questo è stato un caso eclatante per loro, perché se andavano gli altri gruppi, Lega compresa, soprattutto Lega, c'erano ricevute a spese del gruppo e quindi a spese della regione, perché i gruppi sono finanziati giustamente dalla regione, perché la regione paga la democrazia e quindi paga la possibilità dei gruppi consigliari di esercitare la loro funzione, che è una funzione di carattere legislativo, amministrativo e politico. Ebbene, ha trovato di tutto. È probabile, e io credo che sia legittimo, cioè non è reato, perché c'è anche questa possibilità, mi auguro, ma comunque anche queste cose non ci hanno fatto fare bella figura, cioè noi come consiglieri, poi la gente ci mette tutti assieme, quindi la brutta figura facciamo tutti, e quindi oggi c'è una caduta di autorevolezza da parte delle regioni, dei consigli regionali, che ci porta a dover ripartire da zero. Cioè io dico, dobbiamo prima guadagnarci il rispetto. Quando ci saremo guadagnati il rispetto dobbiamo dimostrare attraverso una maggiore autonomia quello che sappiamo fare, e dopo l'autonomia speciale, io non arrivo, io sono contrario all'indipendenza come si è capito, ma si potrebbe arrivare anche per determinate regioni, tra le quali il Veneto, dove c'è una certa specificità storica ed economica, si potrebbe arrivare anche a un'autonomia maggiormente di più di quella differenziata, che è quella speciale tipo Trentino, tipo Friuli, tipo Val d'Aosta, e questo è la cosa a cui noi potremmo ambire. E guardate che i vantaggi ci sono, cioè se noi riuscissimo ad arrivare lì sì che hai vantaggio economico, perché le risorse sono tue, le puoi spendere come tu ritieni, quindi hai maggiore autonomia, però ti trovi all'interno di uno Stato più grande nel quale puoi avere l'economia di scala. Faccio un esempio, se volete, banale, anche stupido, però è meglio che ce lo... Se il Veneto domani diventasse indipendente con 4 milioni e 800 mila abitanti, avrebbe tutta una serie di spese che oggi le fai assieme con 60 mila abitanti, tipo le ambasciate, i consolati, gli istituti di cultura all'estero, eccetera, che ti pesano molto, così come ti peserebbe il debito pubblico. C'è stato fatto di calcoli quanto dovrebbe pagare il Veneto della quota parte del debito pubblico dell'Italia. Allora c'è chi dice 20 miliardi all'anno, c'è chi dice 9 miliardi, perché anche sul residuo fiscale c'è chi dice 20 miliardi all'anno di residuo fiscale, poi trovi un altro studioso che dice no, sono 11, cioè resta per 11-20 miliardi, mica una roba da poco, per dire quindi che anche sui calcoli, sulle possibilità di calcolo ci sono parecchie differenze. Allora io finisco dicendo grande rispetto a chi la pensa diversamente da me, sono qua anche per questo. Sono qua anche perché non mi piace l'ipocrisia, sono qua per dire che ci sono altre modalità per arrivare a dei risultati, secondo me, migliori di quelli che si arriverebbe attraverso una secessione che non sai come inizi e non sai come finisci. Grazie. Dottor Bonfante, a me vengono un paio di domande.
Sì, dicevo un paio di domande e dopo cedo subito la parola, ma non neanche domande. Ma allora, c'è 20 anni che la Lega si parla di autonomia e abbiamo perso 20 anni. Adesso se aggiunge anche il PD, non è che perdiamo altri 20 anni di autonomia. Mi sta parlando di autonomia e tutto il resto. C'è già la Lega che da 20 anni ci fa perdere tempo, adesso anche lei vuole l'autonomia. Allora, e forse, visto l'autonomia ci viene da Roma, sarebbe meglio che qualcuno che attualmente è a Roma dovrebbe iniziare già qualcosa. Posso rispondere subito se stai andando? 30 secondi, porto di persone. No, il ragionamento è interessante perché mi permette di dire questo, ci vuole la volontà da parte del Veneto, cioè lo Stato italiano ovvio che fa fatica a darti maggiore autonomia, ci mancherebbe altro, chiunque sia il governo dello Stato italiano fa fatica, ci deve essere una volontà forte, determinata, decisa da parte del Veneto. Zaia in 5 anni questa volontà, ma non gli conviene avere maggiore autonomia a Zaia, gli conviene lamentarsi continuamente che non c'è l'autonomia sufficiente. Gli conviene dire voglio indipendenza e dopo lavorare contro, voglio autonomia speciale come Trentino e dopo non fare niente. L'unica cosa che potrebbe ottenere, non dico facilmente, ma lavorandoci seriamente, sarebbe stata l'autonomia differenziata, perché è prevista nella Costituzione. Non ha fatto nulla con quella, perché quella è troppo poco. L'indipendenza è una roba al di là da venire, l'autonomia speciale la puoi declamare, tanto non te la possono dare neanche volendo perché non è possibile se non con una riforma della Costituzione, ti rimane l'autonomia differenziata, la cosa più facile, per quella meglio, siccome è troppo poco non la voglio, perché alla Lega Nord oggi conviene semplicemente alzare sempre di più il tiro e non ottenere nulla. Questo è il dato, scusate se ho interrotto subito. Allora, parlando di indipendenza, qua c'è il sistema Italia. Nel Veneto ho detto abbiamo il MOSE e tutto il resto. Certo, il sistema Italia non è che perché noi siamo in Veneto non siamo esenti, c'è il sistema Italia. Parlando di indipendenza, io credo che la gente voglia dei politici, prima parlavamo del partito dell'astensionismo, perché? Perché è stanco di questa politica che è lontana da noi cittadini. E io mi chiedo tutte le volte che vado in strada che imposizione fiscale dovrei avere per avere le strade perfette. Paghiamo poco ormai. Queste sono le domande che mi faccio io e che vi fate anche voi, ok? Perché in giro ci siamo tutti i giorni. Allora ci servono dei politici che risolvono i problemi alla gente, non che sono la causa dei problemi di noi tutti i giorni. Dobbiamo avere dei politici che sono credibili e che danno l'esempio, perché se noi vediamo che i politici sono i nostri genitori, il genitore deve dare l'esempio al figlio, e con l'indipendenza si va a responsabilizzare. Prima di tutto si comincia dal reset e si rifà tutto, perché ormai questo sistema qua, non so se voi ci credete ancora, ma io non ci credo più. Bisogna dare l'esempio dell'indipendenza, che l'abbiamo qua. Alessio Morosin ha fatto i 5 anni del mandato dal 95 al 2000 in regione, e sui 226 consiglieri regionali, ex consiglieri regionali iniziati dagli anni 70 ad oggi, Alessio è l'unico sui 226 consiglieri che ha rifiutato l'indennizzo o il vitalizio. Perciò in questi 5 anni qua, okay, lui ha fatto risparmiare al Veneto 120.000 euro, lui ha rifiutato. Questo bisogna dare l'esempio. Gli altri doverli. Queste sono le mie domande. Adesso io cedo la parola ad Alessio che replica. Sì, brevemente, perché il dottor Bonfante ha detto tante cose curiose, alcune interessanti, altre sì, no, comunque sulle quali è bene interloquire. Alcune ovviamente ho difficoltà a metabolizzarle, ma sarà perché ho lo stomaco delicato, altre invece sono
sicuramente più pregevoli. Partiamo da quelli pregevoli, così rendiamo meno difficile la replica. Quando dice che è stata approvata la legge 16 ma è mancata la volontà politica in capo alla giunta regionale di darvi attuazione, cioè nel senso che la giunta regionale, in base alla legge, all'articolo 2 della legge 16, quella che prevede il referendum sul Veneto, sull'indipendenza del Veneto, doveva adottare delibere attuative. Le delibere non sono mai state attuate, mai state emanate. Quindi effettivamente qualcosa non ha funzionato in capo alla regione. Si parla di indipendenza ma non si opera nel senso di indipendenza. Una nota generale: Bonfante è un po' manicheo, dice o da una parte o dall'altra, anche se poi dice lui ama le vie, la gradualità dei passaggi. Questa cosa mi pare un po' una contraddizione, sulla gradualità dei passaggi e sulla visione manichea o da una parte o dall'altra, ma questa è una contraddizione che scioglierà lui. Io dico una cosa importante, Bonfante, per capirci, per continuare a parlarci adeguatamente. Non vorrei che tu continuassi a confondere, come fanno altri, l'indipendenza con la secessione. Non sono neanche parenti. La secessione è lo scorporo di un soggetto che ha una sua unità ben definita da sempre. L'indipendenza invece, nel caso nostro, è la riacquisizione di uno stato di indipendenza e di sovranità, è un qualcosa di diverso. La prova, se vogliamo una prova, ma non voglio andare lungamente sull'argomento, sul quale potremmo parlare per ore. La prova è che l'Italia, quando è nata, si chiamava Italia nel 1861 e non aveva il Veneto, che è arrivato 5 anni dopo, nel 1866. Se oggi il Veneto se ne va, l'Italia torna ad essere quella che era nel suo status quo ante, cioè quando è nata, e non perde nulla. Torna nella sua realtà originaria, come è nata, quanto è bella era senza il Veneto, ci sta ancora. La secessione sarebbe rispetto a una realtà che è nata contestualmente in modo contemporaneo. Allora un corpo unitario che perde una parte ha la secessione, il distacco di una parte che era un tutt'uno. Se il Veneto è entrato dopo, vuol dire che era già una realtà distinta e diversa che si è aggregata. Se i Veneti, mio bisnonno Giacomo Morosin, che citavo prima, avesse votato no, col cavolo che eravamo una parte un'Italia con l'Italia, non ci eravamo affatto. E quindi parlare di secessione, come si è fatto da taluno, ma l'ha fatto la Lega perché pensava per esempio ad altra realtà più ampia che riguardava anche Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, poi un po' alla volta sono arrivati fino alla Toscana, al Lazio, adesso sono anche in Sicilia, poi andranno in Africa tra poco, non so dove vadano. Probabilmente il concetto di secessione è un concetto che alberga nelle menti confuse. L'indipendenza è una cosa che non c'entra nulla con la secessione. Nel mio libro, per esempio, non parlo mai, parlando di autodeterminazione, non trovate la parola secessione una volta. Questo non è un distinguo avvocatesco, è un distinguo storico, è un distinguo di contenuto, un distinguo di sostanza. Noi, se ce ne andiamo, l'Italia torna ad essere quello che era originariamente. Non è secessione, è indipendenza. Anzi, è il ritorno all'indipendenza, che è una cosa ancora più importante. Poi cosa dice Bonfante? La bella domanda: alla fine, se andiamo fuori dall'Italia, e poi la ripresa anche alla fine, ce ne guadagniamo o ci perdiamo? E ha detto alla fine una cosa interessante, perché dice, dov'è il passaggio? Ah sì, che inizialmente, se ci fosse l'indipendenza, la situazione economica peggiorerebbe, poi migliorerebbe. Allora io posso dirvi che l'anno scorso, il 14 di giugno, abbiamo fatto in quello di Castelbrando a Treviso un convegno internazionale con fior di pensatori, giuristi, accademici, filosofi, ma soprattutto un grande economista, Pascal Salin, che è docente all'Università di Parigi, nonché consulente al Fondo Monetario Internazionale, che è un vivace e argomentato sostenitore dei requisiti, poi c'è scelta politica, è un problema vostro, dei requisiti economici, storici, sociali, imprenditoriali e avanti di questo passo dell'indipendenza del Veneto. Voi avete tutte le ragioni
tutte le motivazioni economiche oggi, quelle storiche di ieri poi sono sovrabbondanti, per rivendicare ed esercitare positivamente e vantaggiosamente l'indipendenza. In quell'occasione, ma non voglio tediarvi, l'Union Camere del Veneto, a mezzo del suo direttore Gianangelo Bellatti, ha prodotto uno studio estremamente interessante, il quale dice che se il Veneto fosse indipendente nel primo anno avrebbe un aumento del PIL del 12,2%. 12,2% il primo anno. Il secondo, non ci sono economie degli stati, i famosi BRICS, no? Quelli, gli stati emergenti, le economie emergenti, la Cina, che sappiamo per varie ragioni, anche perché non c'è rispetto per il mondo del lavoro, gli operai che si ammalano in cantieri li mandano via, non c'è tutela sociale, non c'è nulla in Cina, hanno un PIL che cresce al 6-7%. Beh, il Veneto, se fosse liberato dal fardello Italia, avrebbe il primo anno, secondo gli studi seri che sono stati fatti, un aumento del PIL del 12,2%. Quanto al residuo fiscale, Bonfante, so che qualcuno si diletta a liquidarlo, ma sono i dati. Qui abbiamo anche un economista, un commercialista che ha approfondito il tema, magari potrebbe intervenire dopo. Ci sono dati ufficiali tratti da quelli che sono Ministero delle Finanze, Ministero dell'Economia, l'Istat. Tra l'altro io non dico che sono 20 miliardi all'anno, perché non ci capiamo, non ci capite bene. 20 miliardi, non sappiamo quanto è un miliardo, non lo percepiamo nella concretezza. Sono 20.000 milioni di euro. Allora lo capite meglio, perché se parliamo di milioni, uno quel milione, una certa familiarità può anche averla. Dice: la mia casa vale 100.000 euro, 10 case sono 1 milione. 20.000 milioni di euro è il residuo fiscale annuo del Veneto rispetto a questa Italia. Ma il residuo fiscale sapete cos'è? Non sono tutte le tasse che paghiamo per i pessimi servizi che abbiamo, sono il di più che lo Stato si prende indebitamente per una ragione di solidarietà che non è più solidarietà, perché quando tu mi privi di risorse, di energie che mi impoveriscono, che non mi consentono di migliorare la mia vita, che non mi sentono per esempio di fare ricerca, di investire nell'università, di consentire alle aziende di migliorare le loro relazioni anche economiche, internazionali e quant'altro, evidentemente tu mi impoverisci e basta, mi porti via il sangue, mi fai morire. 20.000 miliardi di euro di residuo fiscale, una cosa pazzesca. Scusa, chiedo 20.000, hai ragione, vedi che su qualcosa puoi avere ragione. 20.000 milioni di euro, grazie, è stato gentile, è una corbelleria che rimane là. 20.000 milioni di euro in un anno. E questo è un altro aspetto, ma vado veloce per non tediarvi, perché io aspetto le vostre domande. Ha ragione a dire invece l'altro punto, quando non c'è volontà politica. Su questo sono d'accordissimo, non c'è volontà politica di cambiare, è un sistema che è autoreferenziale, che ha degli schemi che sono collaudati, per cui il cittadino viene sempre dopo. Voi vedete che accadono degli scandali incredibili in Italia. Tra l'altro l'altro giorno avete avuto l'ex tesoriere Margherita che ha vinto la causa contro di loro, contro il PD, ed è stato reintegrato, è un loro socio, quello che ha rubato i soldi, magari lui non c'entra, il PD non c'entra, ma un giudice che loro difendono lo ha reintegrato, comportatore della tessera del PD, dopo che ha rubato non so quanti milioni, basta, vi contentate dei milioni, scusa, non c'entra, questa è sgraziata con l'uscita, si accontentano di milioni, chiedo scusa, non è elegante, e io sono anche elegante. E Lusi è nuovamente socio iscritto del PD. Perché un giudice italiano, in nome del popolo italiano, loro però è il popolo veneto che parlano, il popolo italiano, gli ha ridato la tessera. Ma ha ragione, sai che ha ragione. Può darsi, sì. È vero che ha ragione. Aspettate, poi, no, l'argomento più interessante, questo è il clou di Bonfante, ma poi finisco breve, no? Lui parla, credendoci anche, questo è quello che mi dispera, di autonomia differenziata. Lui crede nell'autonomia differenziata. Allora, guardate, autonomia differenziata. Andiamo a leggere cos'è nella Costituzione l'autonomia differenziata. È l'applicazione dell'articolo 116 della Costituzione. L'articolo 116 della Costituzione dice, sì, al terzo comma, dice che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia concernenti le materie di cui va l'articolo 117
possono essere attribuite alle regioni che lo chiedono. Allora devi fare, badate la procedura, devono fare una legge, quindi una legge regionale con la quale si chiede allo Stato e lo Stato, secondo voi, e qua è stato onesto, ha detto che è un momento in cui si sta andando verso il centralismo, perché dice siccome le regioni amministrano male, in modo orizzontale tutte, anche quelle che amministrano meno male, perché secondo me anche i Veneto non è che amministra bene, le portiamo via l'autonomia. Quindi ha riconosciuto che c'è una tendenza verso il centralismo, ma se c'è una tendenza verso un neocentralismo, per esempio la cosa vergognosa è la soppressione delle tesorerie comunali, una delle poche cose che funzionavano nei nostri comuni che l'hanno tolta nel 2011, ma vi rendete conto cosa vuol dire? È una cosa follia, e si parla di autonomia, addirittura di autonomia differenziata. Non ci sono i presupposti né politici né istituzionali né di consenso. Poi diceva, se vogliamo l'indipendenza introducendo il principio dell'autodeterminazione, modifichiamo la Costituzione. Ma sapete la storiella di tre uomini in barca? Allora ci sono una bella giornata di sole, 3 uomini in barca. Uno, pensate il Veneto Mona, è quello che rema, no? Gli altri due ciappa il sole. A un certo punto quello che rema è stanco di remare, dice ragazzi adesso basta, dice no, uno remi anche qualcun altro. E gli altri dicono sì, hai ragione, votiamo. Noi due abbiamo deciso che devi continuare te. E questa è la storia. Ci vogliono i 2/3 del Parlamento perché passi un'autonomia. La Calabria che ha il bilancio verbale, avete capito bene? Ma mica c'è una commissaria del governo, non sono ancora riusciti a trovare qualche riferimento al bilancio verbale. La Sicilia che ha tutti i privilegi che ha, pensate che siano quei deputati che poi si schierano, si coalizzano immediatamente favorevoli a votare maggiore autonomia del Veneto? Guardate che io ho le labbra screpolate, non fatemi ridere, perché veramente è da ridere, è una cosa che non ha nessun futuro. Ma vi dico di più, recentemente, se per caso si volesse badare a quelle che sono le prospettive di iure condendo, si dice di livello costituzionale, ma avete visto cosa è accaduto nella commissione? Proprio una proposta del deputato della Lega, ma anche quella della senatrice del PD, la Rubinato, mi dimentico sempre, la Rubinato, che miravano ad un Veneto a statuto speciale, sono state bocciate. Allora che cosa ci raccontiamo? Cioè bisogna essere qua meno ipocriti, è l'espressione che hai usato tu, Bonfante, quindi uso le tue parole per non sbagliare. Poi cosa hai detto? Sì, il problema è di unirci in Europa, non di staccarci. Questo è un tema che mi piacerebbe approfondire e mi dispiaccio con me e con voi per trattarlo in un minuto e poi finisco. Unirci e distaccarci. Ma l'Europa, secondo voi, oggi funziona? La politica estera che prima era gestita da quella sprovveduta signora Ashton, oggi che da qualche mese è nelle mani della signora Mogherini, l'avete vista rilanciata? A chi è andato al tavolo del problema ucraino? La signora Angela Merkel, il signor François Hollande e la Mogherini dov'era? La Mogherini dov'era? Che era responsabile della politica estera europea. Io al suo posto, con l'orgoglio e la dignità che dovrebbe avere uno che ricopre un ruolo così importante, mi sarei dimesso. Se non riesci neanche ad andare dal tavolo, non dico ad essere decisivo al tavolo dove si assume, ma andare! Era almeno sedersi, dice ragazzi organizzo io, ho organizzato nella sede del Parlamento europeo, nelle istituzioni europee, vi unisco al tavolo. No, l'Europa non esiste, capite che l'Europa è delle lobby, dei banchieri e dei burocrati. Quindi dice staccarsi dall'Europa. L'Europa per rinascere, questa è la mia ferma convinzione, io credo nell'Europa, non questa che vogliono gli stati si tengono nei loro spazi di sovranità, dando il minimo potere all'Europa per poter fare i loro giochi. È una cosa pazzesca questa Europa. L'Europa nasce se vi è un impulso costituente delle realtà che sono portatrici forti identità locale, come sono le regioni dell'Europa. Allora sì, questa è l'Europa degli stati, non è l'Europa dei popoli. Se voi ascoltate, io ogni tanto perdo un po' di tempo, i discorsi al Parlamento europeo, andate a leggerli, parlo sempre dell'Europa dei popoli, sono furbetti, hanno imparato subito la lezione, per poesia a memoria non sbagliano mai, non
parlano di Europa degli Stati, Europa dei popoli. Però in realtà i popoli non sono rappresentati. Allora, se il Veneto, la Catalogna, la Scozia diventano indipendenti, dopo ti dico quella della Scozia a proposito, è chiaro che favoriscono la nascita dell'Europa, perché realtà di questa natura hanno un interesse veramente che ci sia l'Europa dei popoli, cosa che invece non interessa agli Stati. L'Europa prima vive questo passaggio come responsabilità e prima avremo probabilmente una vera istituzione e un Parlamento europeo legiferante. Poi cos'è che dice? Ah sì, a proposito della Scozia, diceva, ma cosa votate? Voi in Scozia avete visto com'è finita? Attenzione, che Scozia hanno votato però? Hanno perso di 5 punti, 45 a favore e 55 contrari. 55 a favore dell'Unione di rimanere uniti e 45. Però in realtà, sapete, io sono andato in Scozia, ho incontrato Alex Salmond, la Scozia si teneva già prima del referendum il 95% delle proprie risorse. 95% delle tasse che paga. Io non avevo una motivazione economica molto forte. E la Scozia è dal 1707 che è unita e quindi che ha rinunciato a esercitare la propria sovranità. Il Veneto era indipendente fino al 1797, quasi 100 anni di più. E comunque loro hanno perso il referendum, ma hanno potuto votare. Quindi io non la citerei, Bonfante, uno del PD, dovrebbe starsene attento a citare il caso della Scozia. E la Scozia ha perso il referendum il 19 settembre del 2014, ma l'aveva già vinto 2 anni prima il punto democratico, perché il 15 ottobre del 2012 Londra ed Edimburgo, le 2 capitali, avevano deciso, non riuscendo a trovare loro una soluzione, che dovevano essere i cittadini scozzesi a stabilire se si rimaneva nella Gran Bretagna o si tornava all'indipendenza. Quindi la vittoria della democrazia era venuta 2 anni prima, il risultato favorevole o contrario non ha rilevanza, quello è giusto che sia. Se sono contrari, il 55% sono contrari, va difeso quel risultato. Ci mancherebbe, noi siamo democratici realmente, però hanno votato. Da noi invece non ci fanno votare come in Catalogna, stessa storia. Vabbè, ci sono altre cose, però mi fermo qua perché voglio sentire la vostra. Il Veneto è piccolo, non è vero, perché i migliori stati al mondo dove vi è il FIL, non il PIL, perché nel Bhutan, voi sapete, vi racconto questo aneddoto, nel Bhutan non c'è la misurazione del benessere della comunità in base al prodotto interno lordo, ma in base al FIL. Sapete cos'è? La felicità interna lorda. È una cosa incredibile. Noi vogliamo evidentemente stare meglio, vogliamo non fare un danno all'Italia, perché l'indipendenza sicuramente premia, non dopo come dice Bonfante, non so perché, ma premia immediatamente secondo anche i dati economici. Gli studi? Sì. No. Io ho degli studi diversi dei tuoi. E me li dai a disposizione. Dopo me li dai, io studio, sai, non è che lascio la recata. Me li dai questi? Grazie. Vedi che ci ho guadagnato anche un pezzo di carne. Allora, il punto è questo, che noi dobbiamo avere la visione che guarda oltre quelli che sono i pregiudizi. L'indipendenza la faremo tranquillo, via istituzionale e democratica. Ce l'hai dato 3.000 anni di tempo. No, quella era un'ipotesi che avevo fatto per l'oggi, ma tu sei più bravo, sei un democratico, non vuoi impedirmi. Allora, voglio dire, ho finito, per noi è importante che ci possiamo esprimere su questo tema, perché l'indipendenza non è una questione che fa male all'Italia, l'indipendenza fa bene al Veneto in primis, ma senz'altro fa bene anche a quello che resta Italia, l'Italia senza il Veneto così come è nata, perché consentirebbe d'emblée in un attimo di eliminare tutta la burocrazia, perché non potrebbero più vivere in modo parassitario. L'Italia potrebbe finalmente mettersi di fronte alla vera realtà che la riguarda, migliorare la propria sorte e assumere decisioni quindi maggiormente responsabili. Io almeno credo in questo. Grazie. Se qualcuno del pubblico ha delle domande, ben venga, incertezze. Buonasera. Siccome adesso Molosini non mi ha convinto tanto, vorrei chiedere a Bonfante perché
dovrei votare per un partito, il suo partito, dove privilegia i rom di extracomunitari a scapito dei pensionati italiani. Siamo un po' fuori tempo. Sugli extracomunitari e sui Rom, in che senso privilegia? In quale senso? Cioè il privilegio è dai una cosa che non ti spetta e favorisci, quindi sugli extracomunitari. Allora c'è la storia di barconi che adesso va tanto di moda. Gran parte delle persone che vengono qui, i famosi barconi, sono persone che fuggono in gran parte dalle guerre, dalla fame, eccetera. Noi dobbiamo decidere, ci sono delle norme internazionali che danno il diritto di asilo ai rifugiati, eccetera. Noi dobbiamo decidere come affrontare il tema. Ci sono stati vari tentativi da parte di diversi governi che si sono succeduti, di destra, di sinistra, con Lega, senza Lega. Nessuno di questi governi è riuscito a confrontarsi con questo tema in modo risolutivo. Perché? Perché di fronte a un oceano di persone che fuggono dalle guerre, pensate alla guerra in Siria, pensate adesso purtroppo alla guerra in Libia, non c'è possibilità di bloccare. Allora c'è da decidere se quelle persone che scappano le fai morire in mare. Io faccio un esempio, so che la gente fa fatica ad accettarlo. Nella Germania nazista, quando c'è stato lo sterminio degli ebrei, non è che i cittadini non lo sapessero, perché lo vedevano l'ebreo del quartiere vicino che veniva preso e portato via. Forse non pensava che sarebbe stato ucciso, forse pensava che sarebbe stato messo solo in campo di concentramento. Cosa hanno fatto i tedeschi? La maggioranza, non tutti, la maggioranza dei tedeschi si girava dall'altra parte. È quello che sta accadendo in gran parte di noi in Italia. Quando arrivano queste persone, muoiono in 300, come è successo, finito Mare Nostrum, perché è molto criticato, eccetera, 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 hanno detto vabbè, non lo facciamo più, sono morti subito in 300, affogati, donne, bambini, eccetera. Cosa facciamo? Ci giriamo dall'altra parte. Non vogliamo neanche sapere questa cosa qua. Ci emozioniamo molto di più per i due marò italiani che forse hanno ucciso, forse no, in India, forse giustificatamente o forse meno, lì facciamo una grande enfasi e ci giriamo dall'altra parte e non c'era queste cose qua. Allora le dici, cosa dobbiamo fare? Ecco. Allora intanto questa gente che arriva è provato, transita per l'Italia, perché oggi in Italia non c'è lavoro, quindi transita e il 90% se ne vanno nei paesi del nord. Quindi il vero problema non è l'Italia, è la Svezia, la Danimarca, la Germania, perché vanno là dove ancora riescono a trovare lavoro. Il problema è come riuscire ad affrontare il tema in modo efficiente e questo non è facile. Nessun governo oggi italiano, ma non solo italiano, greco, è riuscito ad affrontare quel tema lì. Quindi quando lei mi dice ma voi il vostro governo privilegia, non è vero. Cerchiamo di affrontare questo tema in modo che si tenga conto sia dei diritti umani da una parte, sia delle esigenze, e ogni volta che ti muovi da una parte, quando fai Mare Nostrum ti criticano. Vi ricordate il Papa che è andato a Lampedusa a baciare la terra, eccetera, eccetera, eccetera. Mare Nostrum nasce da lì, da un invito autorevolissimo. A me quel Papa ripiace, poi la questione è anche un invito autorevolissimo di dire la vita umana prevale rispetto a ogni altra cosa. Quindi il governo ha detto è vero, dobbiamo andare. Il problema è che l'Europa non ci aiuta, questo è il vero tema. Il vero tema è che l'Europa, quella criticata da Morosima, che critico anch'io su queste cose, deve ancora accettare di essere un popolo unito, anzi degli stati che si mettono assieme e affrontano i grandi temi che esistono assieme. Quindi ogni stato cerca di lasciare all'altro i problemi suoi, e finché l'Europa sarà così, sarà un'Europa che non riuscirà a confrontarsi con temi con paesi come gli Stati Uniti d'America, come la Cina, come l'India, ovviamente con le debite differenze. Negli Stati Uniti d'America recentemente hanno fatto una sanatoria. Gli Stati Uniti d'America sono ricchi perché sono riusciti con difficoltà, anche con guerre civili,
ma alla fine sono riusciti a mettere assieme popoli e religioni assolutamente diversi. Quello che noi dobbiamo fare è riuscire a rendere e a promuovere e a rendere positiva questa grande ondata di immigrazione. Questa è la vera sfida che abbiamo. Questa è la vera sfida che abbiamo. Quindi o li uccidi, tipo i nazisti, tipo Alba Dorata in Grecia, fai una scelta di questo tipo, oppure affronti il tema cercando di governarlo, che non è assolutamente facile, e cercando di trasformare questa cosa in una ricchezza. Un tema invece che non va sottovalutato, vero, è quello del terrorismo. Quanta gente che viene qui, non tanto con le barche, non ci credo alle barche, in aereo, perché voi sapete che gran parte dell'immigrazione mica vengono qua con le barche, vero? Quella è quella che fa scenografia, sceneggiata, quella che viene notata da tutti, ma la gran parte dell'immigrazione clandestina in Italia, e non solo in Italia, arrivava in aereo, con la Ryanair con 30 euro, prendi 100 euro e vai, non c'è mica bisogno di pagare 3.000 euro o 10.000 euro il pirata della barca, e vieni a fare il turista. Quando ti scade il permesso di turismo diventi clandestino. Quello che è sempre capitato così. Quindi adesso è più difficile perché ovviamente se ne sono accorti e hanno fatto tutte le... però è questo che succede. Quindi la gran parte della clandestinità in Italia hanno fatto il reato di clandestinità. Il reato di clandestinità ha comportato di riempire le prigioni di persone che non erano criminali, erano clandestini. Allora i clandestini ci sono anche i criminali, ma non tutti i clandestini sono criminali. Ci sono tanti clandestini che non hanno le carte a posto, ma che vorrebbero lavorare, vorrebbero mantenere la propria famiglia. C'è gente che è clandestina da anni ed è riuscita in qualche modo a sopravvivere. Quindi il tema vero è quello, uno, di far emergere la clandestinità delle persone oneste e di reintegrarle all'interno, perché il rischio è che quelli poi diventano dei criminali. Quindi il tema che lei pone, che è un tema vero, che io non sottovaluto, e al quale si aggiunge il rischio del terrorismo, che è ancora più grave, va affrontato cercando di governarlo. Quelli che rifiutano di governarlo lo hanno e sempre di più lo faranno peggiore di quello che è attualmente. Illudersi di trovare una soluzione, la ricetta magica per cui oggi decidiamo che non avremo più immigrazione, è un'illusione, non riusciamo a affrontarla se non attraverso l'uccisione delle persone. Quindi o decidiamo di ucciderle o decidiamo di governare, non c'è una via di mezzo. Hanno provato a prendere, ed è stata solo, e poi è finito, propaganda, di prendere le barche e ritornare indietro. Poi quelli ti ritornano, perché tutte le persone che tu cacci ritornano. Le prigioni italiane non sono oggi, non riusciamo a mettere dentro anche gente che non è criminale, ci mancherebbe altro, facciamo fatica a mettere dentro i criminali. C'è gente che non voglio fare le battute banali di chi ruba e ha rubato in maniera spaventosa e ha fatto 2 giorni di prigione e poi ha fatto con quelli sono i veri problemi. Quindi l'immigrazione non va sottovalutata, va affrontata, ma va affrontata guardando negli occhi, non va affrontata girando sull'altra parte. Questo è quello che dico io. Cioè ci sono delle soluzioni facili, se c'è qualcuno che ce le porta, io credo che potrebbe anche essere demandata a chi ci governa. Grazie, dottor Profante. A me mi viene sempre delle domande da cittadino. L'Africa avrà quanto? 1 miliardo di persone. Mettiamo che 200 o 300 milioni abbiano bisogno. L'Africa. E tutti qua deve venire. Questa è la mia domanda. E dopo? Io l'anno scorso ho perso il lavoro, dottore, da lavoratore autonomo, e a me non spettava niente, mentre per quelli lì i soldini ci sono. Queste le domande da persona normale che abita a 70 secondi da qua, che vive tutti i giorni le problematiche che viviamo tutti, e io mi faccio queste domande qua. Per quelli che arrivano a quel barcone ci sono i 30-35 euro al giorno. Io da lavoratore autonomo che perdo il lavoro non c'è niente. Okay? E queste sono le domande che la gente si fa e che vorrebbe che la politica desse delle risposte.
perché a me mi fa pena queste persone naturalmente che arriva a quel barcone, però mi dispiace per loro, però forse sono italiano e mi dispiace per gli 8 suicidi al giorno di italiani che ci sono, 30% veneti, okay? Cioè di veneti sono circa 300, però per qui là si fa il giorno del lutto e per questi qua non me ne frega niente nessuno. Sono queste le domande che mi faccio. Allora, se i morti contano o contano tutti o non conta nessuno? Queste sono le domande che io mi faccio. A me dispiace per loro, però a me dispiace per quello che abita, non so, a Cittadella, per quello che abita mi dispiace anche per quel barbone che è morto 2 mesi fa in macchina perché aveva perso il lavoro, è morto di freddo e nessuno gliene frega niente. A Verona, no a Cincinnati o in Uzbekistan. A me dispiace, l'è morto là da solo al freddo per quello che n'era mia. Queste le domande che mi faccio. Dov'è la politica? Ecco perché la gente si arrabbia, ecco perché la gente vuole l'indipendenza. Forse ci sarà l'immigrazione, ma viene trattata diversamente. Forse avremo anche delle risorse che prima di tirarsi, certo loro muoiono in mare, da altri fanno anche a meno, ci fanno sparare la testa. Andiamo avanti così, confante. Queste sono le domande. Facciamo una serata, allora, facciamo una serata e poi parliamo di queste cose. Nessun problema. Nessun problema. Però bisogna risolvere il problema di questi 8 suicidi degli italiani al giorno, 8 per 365 giorni all'anno, fermo i conti, e 2400 passa all'anno. Non ho sentito lutto cittadino per questi 2400